Un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca e ben trovati all'appuntamento con la rassegna stampa. È martedì 11 giugno, rassegna stampa che si aprirà per quanto riguarda i quotidiani con due interviste a Matteo Salvini sulla Verità e su Libero. La Verità titola così: nuova giustizia e giù le tasse, o è meglio farla finita? Non vivacchio, dopo l'immigrazione tocca all'economia. I miei riferimenti Maggiolini e Miglio. Su Libero invece il riassunto della chiacchierata con il ministro dell'Interno è questo: basta con i no o mollo tutto. Salvini minaccia Conte e i grillini, non resto al governo a perdere tempo, i colleghi del 5 Stelle si sveglino, certi magistrati peggio dei politici, riformiamo davvero la giustizia. Poi vediamo le interviste a Matteo Salvini. Intanto vertice a Palazzo Chigi, titola l'agenzia ANSA in prima pagina, il governo va avanti, tregua Salvini Di Maio. Il Wall Street Journal rivela il fratellastro di Kim era un informatore della CIA, l'uomo fu ucciso nel 2017 all'aeroporto di Kuala Lumpur in Malesia. Più volte si era incontrato con agenti segreti americani, il fratellastro del leader coreano Kim Jong-un, ucciso nel febbraio del 2017. Era una fonte della CIA statunitense. Giovedì Amanda Knox torna in Italia, a Milano, Festival Giustizia di Modena, poi Ferrara vira a destra dopo oltre 70 anni, titola ancora l'agenzia ANSA in prima pagina. Livorno al Partito Democratico. Per la cronaca ancora, elicottero contro grattacielo a New York, è morto il pilota, non lontano da Times Square, all'altezza della 51esima strada vicino alla 7ª Avenue. Il decreto crescita, arriva la norma salva Roma e salva comuni. Il sindaco di Roma Raggi era ora 2,5 miliardi di debito in meno. Arriva la mediazione sul debito di Roma. I relatori al decreto crescita hanno presentato un pacchetto di 16 emendamenti che contiene anche una proposta per passare allo Stato parte del debito della capitale, 1,4 miliardi come previsto in origine, e per venire incontro ai comuni in dissesto e pre-dissesto. Si prevede l'istituzione di un fondo ad hoc dove far confluire gli eventuali minori esborsi per rinegoziazione dei mutui da parte dell'attuale commissario al debito di Roma, che serviranno per i debiti delle città metropolitane. Il commento di Virginia Raggi, sindaco di Roma: tanto rumore per nulla, diversi mesi fa lo avevamo chiesto, poi le europee e si è persa la ragione. Abbiamo finalmente tagliato gli interessi alle banche, l'importante è che ora Roma e l'Italia avranno 2,5 miliardi di debito in meno, così la sindaca di Roma Raggi. E poi in primo piano la Rai, bufera su reality, Salini si scusa, un episodio inaccettabile. Cos'è successo? Queste persone che hanno fatto queste scelte di vita le sanno le conseguenze. Come ci piace il dolce, ci deve piacere anche l'amaro. È la frase, riferita a Falcone Borsellino, pronunciata da un giovane cantante neomelodico siciliano, tale Leonardo Zappalà, 19 anni, in arte Scarface, invitato in studio nella prima puntata di Reality, in onda mercoledì 5 giugno su Rai 2, che sta provocando polemiche, scrive l'agenzia ANSA. La frase è stata pronunciata quando il conduttore Enrico Lucci, dopo avere più volte sottolineato e invitato l'ospite a studiare la storia degli eroi siciliani, che la mafia è il male, ha mandato in onda una grande foto dei due giudici, come esempio proprio degli eroi che combattono la mafia, accolto da un grande applauso in studio. Zappalà era al centro di un video trasmesso dal programma che raccontava il fenomeno degli interpreti neomelodici siciliani che cantano in napoletano. Nel video si raccontava anche la storia di Nico Pandetta, detto Tritolo, con anni di carcere alle spalle, nipote del boss Turi Cappello. Nella clip Pandetta, non presente in studio, raccontava di aver finanziato il suo primo CD con una rapina. Nelle sue canzoni inneggia lo zio Turi, punto di riferimento della sua vita. La Rai ritiene indegne le parole su Giovanni Falcone e Paolo Borsellino pronunciate da due ospiti della puntata di Reality andata in onda su Rai 2. Si legge in una nota dell'azienda che annuncia di aver avviato un'istruttoria per ricostruire la vicenda. La condanna da parte della Rai rispetto a quanto accaduto nel programma Reality e l'avvio dell'istruttoria sono misure doverose ma non sufficienti, scrive il presidente della Vigilanza Rai Alberto Barachini.
La grave offesa recata alla memoria di due esempi luminosi della lotta alla mafia si configura come omesso controllo da parte della governance del servizio pubblico. Chiedo formalmente un controllo più rigoroso dei contenuti e degli ospiti delle trasmissioni, dice il presidente della Commissione di Vigilanza RAI. C'è una nota anche dell'amministratore delegato RAI Fabrizio Salini: quello che è avvenuto è inaccettabile, non deve accadere, abbiamo il dovere di essere garanti della legalità. In questo caso non lo siamo stati. Chiediamo scusa ai parenti di Falcone e Borsellino, ai familiari delle vittime di mafia, ai telespettatori. Come ho detto più volte, per la RAI è obbligo civile, morale e culturale essere rispettosi della legalità, scrive ancora l'amministratore delegato Salini. Ad essa devono essere ispirate le immagini e le parole dei nostri programmi. È una legalità che deve guidare i contenuti che mandiamo in onda, l'informazione e i modi in cui ci comportiamo. Parlare di legalità attraverso le nostre voci e immagini deve essere la principale missione della RAI. Non è avvenuto l'altra sera. Non ci sono giustificazioni, mi spiace che un episodio del genere offuschi la ferma condanna che pure il programma reality ha manifestato e le molte cose buone di servizio pubblico che ogni giorno la RAI propone. Così l'amministratore delegato della RAI. Mentre a Pestum ambulanze per celebrare la vittoria di Alfieri, la denuncia del consigliere regionale dei 5 Stelle Michele Cammarano. Alfieri era quello della frittura di pesce, l'amico del presidente De Luca. A Capaccio, Pestum, 7 ambulanze sfilano nella notte per festeggiare la vittoria del candidato sindaco Franco Alfieri, esponente del PD, già noto come il sindaco delle fritture di pesce, dopo che in un audio reso pubblico il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, lo invitava a raccogliere voti anche offrendo proprio le fritture. A raccontare l'episodio del corteo di ambulanze per festeggiare il sindaco delle fritture, il consigliere regionale dei 5 Stelle, Cammarano, così l'ANSA in prima pagina. Sempre rimanendo poi alla prima pagina dell'agenzia ANSA, l'arresto di Marco Carta illegittimo, dice il giudice a Milano, non convalidando l'arresto del cantante sardo. Poi la bufera sulle procure, togati del CSM restano autosospesi. Recupereremo oggi poi un vecchio dialogo tra magistrati di tanti anni fa, di un'indagine di tanti anni fa, che documenta come non è cambiato assolutamente nulla in tema di correnti, spartizioni, eccetera. Intanto dall'agenzia ANSA passiamo alla DN Cronos, a dnkronos.com, rapidamente poi le due interviste a Salvini dalla Verità e Libero, come abbiamo già detto. Salvini e Di Maio, il vertice è andato bene, il governo va avanti, tra Conte e vice premier, confronto aperto e concreto, e la politica interna in apertura su ADN Cronos. Poi sempre dalla prima pagina della DN Cronos, A24 a 25 rincari da luglio, gli insulti a Falcone, si è aperta l'istruttoria sul programma reality. Ma c'è anche una notizia di cronaca: a Bologna un rider 51enne, cioè un uomo che andava a consegnare roba in bicicletta, appunto, muore investito. Riders Union denuncia condizioni disumane di insicurezza. Poi c'è un'altra vicenda della quale ci occuperemo, in particolare sulla cronaca locale del quotidiano La Sicilia: una busta con proiettile al procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio, coordina le indagini sulle inchieste sugli sbarchi a Lampedusa. Nella lettera minacciati i 3 figli. È un avvertimento: la prossima volta, se continuerai a fare sbarcare gli immigrati, passiamo ai fatti contro di te e i tuoi 3 figli, scrivono gli anonimi minacciatori del giudice Patronaggio, del magistrato, anzi del procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio. Da DN Cronos diamo uno sguardo anche all'AGI, agi.it. L'apertura dell'AGI è sulla politica interna. Salvini e Di Maio si stringono la mano, andiamo avanti, abbassiamo le tasse. Poi l'ipotesi di fusione Fiat Chrysler Renault è tutt'altro che archiviata. I 2 presidenti Elkann e Senar valutano se e come far ripartire l'operazione. Un terzo titolo ha a che fare con gli equilibri politici in Italia dopo i ballottaggi. C'è una sintesi sul Sole 24 Ore di oggi per il voto amministrativo: al centrodestra 33 comuni in più, al centro-sinistra meno 39. E poi c'è una cosa interessante sull'agenzia agi.it in prima pagina, un'intervista al principale ideologo dell'antiglobalismo, Alexander Gelievich Dugin, uno dei pensatori vicini a Putin. Si dice è vicino a Putin, spesso accostato a Bannon. Da Roma è cominciata la morte del globalismo, dice Dugin, che è in Italia per un tour con cui sta riempiendo le sale in molte città, dal nord al sud. Ritiene che il governo giallo-verde abbia riportato l'Italia al centro dell'Europa, che va da Lisbona a Vladivostok.
Quando la Russia pensa all'Europa, guarda prima a Roma. Il governo giallo-verde ha fatto dell'Italia un avamposto della lotta contro il globalismo. Una vittoria per Vladimir Putin, anche se dal Cremlino non c'è stata alcuna interferenza politica od economica, piuttosto c'è un appoggio simbolico, morale, intellettuale alle forze populiste, dice Alexander Dugin, 57 anni, filosofo, politologo, molti lo definiscono consigliere di Putin. Lui rifiuta l'etichetta. Non sono incluso nella gerarchia politica russa, sono un patriota e condivido la politica estera del presidente. Accostato al politologo statunitense Steve Bannon, Dugin è in Italia per un tour dal nord al sud. È tacciato non per la prima volta di contiguità con l'area politica di estrema destra. Ancora destra e sinistra? Sbotta Dugin in questa chiacchierata con l'agenzia AGI. La trovate in prima pagina, in home page su agi.it. Destra-sinistra, una definizione che fa comodo all'ultraliberalismo diventato totalitarismo economico, politico e intellettuale. Chi la pensa diversamente è battezzato di volta in volta nazista, fascista, stalinista, ormai sono abituato alla demonizzazione. Dugin ha elaborato la quarta teoria politica. Dopo le tre precedenti, fascismo, comunismo, liberalismo. Alla base c'è l'idea di Eurasia, che vorrebbe far girare a 180 gradi il collo all'Europa occidentale da ovest a est. È l'idea, dice Dugin, di un mondo multipolare, dopo quello unipolare, che il globalismo di radici anglosassoni vorrebbe continuare a imporre. Putin ha scritto un bell'articolo in cui parla di un filo che unisce Lisbona a Vladivostok. Non si tratta di indebolire l'Europa, come paventa qualcuno, al contrario, vogliamo un'Europa indipendente che ricostituisca la sua sovranità. La civiltà europea occidentale si coniuga alla civiltà russa ortodossa, con l'inclusione di altri popoli e culture, rispettando di ciascuno identità e differenze. Il populismo è alleato naturale di tutti quei paesi come Russia, Cina, India e gli stati islamici, che vogliono trovare posto degno nel mondo multipolare. Quanto al fatto della foto da crociera di Putin e Xi Jinping e gli accordi tra Russia e Cina, a cominciare da quello per Huawei sul 5G, il capitalismo cinese è proprio preferibile agli altri? Domanda l'Agi. Certamente, risponde Dugin. Sono stato in Cina, dove ho strette relazioni con i circoli intellettuali e registro la loro convinzione di un nuovo ordine multipolare. L'Occidente deve rendersi conto di non essere l'unico maestro. L'egemonia unipolare della globalizzazione è una forma di colonialismo ideologico, economico e artistico che si avvia alla fine. Il capitalismo cinese è un modello a cui partecipano popolo, cultura e Stato, tre livelli strutturali. Non è il capitalismo occidentale sfrenato che atomizza aziende e società. Si tratta di un modello più confuciano che non maoista, dice ancora Alexander Dugin, considerato l'ideologo di Putin, per farla breve, in questa chiacchierata con l'agenzia Agi.it. Quanto all'espansione cinese, la Cina non concepisce il suo modello come universale, ma è chiaro che lo difende l'alleanza russo-cinese, cerca altre vie nella storia dopo la fine dell'egemonia unipolare. Come potrebbe concorrere un governo come quello italiano a queste complesse innovazioni geopolitiche? Tutti i governi italiani degli ultimi anni sono stati problematici, ma questo di Lega e 5 Stelle è il primo passo verso un populismo integrale, il segno di un grande cambiamento che lo mette all'avanguardia d'Europa. Le differenze interne sono un segno positivo. Per me questo governo è simbolo, dice Dugin, che si può andare oltre destra e sinistra e che la volontà del popolo vince sui globalisti. Più dura, a dispetto di quanti ne decretano la fine imminente da quando è nato, e più sono contento. Quanto al fatto che le elezioni europee abbiano premiato la Lega più dei 5 Stelle, il risultato indica, osserva Dugin, che la maggioranza dei populisti ritiene la difesa dell'identità rimarcata da Salvini l'elemento più importante. Ora Di Maio ha compreso e correggerà la sua politica. Credo che il risultato assimilerà ulteriormente i 5 Stelle al populismo integrale. Putin, dice l'agenzia Agi, ha formulato un giudizio entusiasta sui risultati elettorali. La convinzione che non ne abbia avuto alcuna parte ha suscitato dubbi. Complottismi, replica Dugin, solo complottismi. È una lotta tutta interna all'Europa occidentale tra elite ultraliberaliste e sovranisti. La Russia non ha ordito trame né qui né negli Stati Uniti a favore di Trump, ma assiste compiaciuta al risveglio dei popoli. A luglio Putin torna dal Papa, che certamente non è in sintonia con Salvini sul tema dei migranti. La posizione della Chiesa Cattolica è interessante per Mosca, osserva Dugin. Papa Francesco è antiglobalista, anticapitalista,
La strategia calata in Italia assume però le forme di un appoggio incondizionato all'Islam e all'immigrazione, tralasciando gli aspetti negativi che ne derivano. Putin è alleato di Salvini e appoggia la difesa dell'identità italiana, ma al contempo condivide la posizione del Papa contro il capitalismo finanziario. Si tratta in ogni caso di un motivo in più per guardare a Roma. Oggi l'Europa non è né a Parigi né a Berlino, oggi si chiama Roma. La modernità globalista comincia a morire qui. Al suo posto il recupero di una coscienza critica e di valori tradizionali. Oggi i veri postmoderni sono gli autori tradizionalisti che hanno diagnosticato i fallimenti della modernità dogmatica e totalitarista. Quanto al fatto che un intellettuale come Noam Chomsky sia interessato al pensiero di Dugin, dice lo stesso Dugin, concludendo questa conversazione con l'agenzia Agi.it: ho molti rapporti con la sinistra antiliberale. È totalmente falso che io sia un rappresentante dell'estrema destra. Chiunque critichi il globalismo è mio alleato naturale, da Chomsky a Cacciari. Non so se sia vero il contrario, ma io sono amico loro. Gli ultraliberalisti più sentono vicino il tramonto, più diffamano me, Bannon, Trump, anche grazie al controllo dei mass media. Il sorriso con cui denigrano chi non pensa come loro è razzismo gnoseologico, che a differenza del razzismo biologico non è stato sconfitto. Considerano sottosviluppato uno che crede in qualche dio o legge libri di un altro scaffale, e il primo sono io. Così all'agenzia Agi.it parla un intellettuale russo spesso accostato a Steve Bannon, teorico dell'antiglobalismo, Alexander Ghieldievich Dugin, che è in Italia per un tour in diverse città, dal nord al sud, scrive l'agenzia Agi in prima pagina. Con questo lasciamo l'agenzia di stampa e andiamo alle due interviste che abbiamo detto prima, l'intervista sulla verità di Giorgio Gandola a Matteo Salvini e l'intervista di Fabio Rubini sempre a Matteo Salvini su Libero. Cominciamo dalla verità, pagina 3, l'intervista: in 2 anni rilanciamo economia e giustizia. Dice il leader leghista: la gente ci premia perché rispondiamo con i fatti. Assieme al Movimento 5 Stelle abbassiamo le tasse e riformiamo i tribunali. Con i cattolici stiamo creando nuove sintonie. La sinistra ci dà degli ignoranti, sono dei frustrati, io mi tengo Maggiolini e Miglio. La prima domanda di Giorgio Gandola: ministro Salvini, per lei il lunedì è diventato il giorno migliore della settimana. Non mi è mai stato antipatico, risponde Salvini. Ricordo quando facevo il disc jockey alla radio e mettevo il brano di Vasco Rossi con odio i lunedì. Non mi riguarda, per carattere mi piace ricominciare e ripartire. Questo lunedì è stato eccezionale dal punto di vista politico, anche se mi è spiaciuto che finisse la domenica perché sono tornato dal mare con i bambini. Ferrara, Forlì, Piombino, Cortona. Sono crollati altri santuari di sinistra nelle regioni rosse. Aggiungerei anche Rozzano, vicino a Milano, dice Salvini, dove da una vita andavo e perdevo. Succede perché i cittadini hanno bisogno di concretezza, di fatti, dice Salvini alla Verità. Succede perché non c'è niente di perenne e stiamo tornando alla politica delle risposte. Ferrara era la roccaforte di Dario Franceschini, Cortona di Rosy Bindi. Il tempo delle chiacchiere è finito, ma il segnale deve valere anche per noi, dice Matteo Salvini alla Verità. In che senso? Mai montarsi la testa, è fondamentale rimanere umili, è quello che sto ripetendo stamani a chi mi fa i complimenti, per non finire come Matteo Renzi, Maria Elena Boschi e compagnia. Oggi i cittadini ti giudicano dai fatti. Mi piace una frase di Maurizio Sarri: imparo più dalle sconfitte che dalle vittorie. Fuori dai seggi ci sono però le grane, domanda Gandola. C'è il pericolo che il governo si rompa sui mini bot? Ricordo che i mini bot, dice Salvini, sono nel contratto di governo e sono stati votati all'unanimità in Commissione Bilancio. Ma per me non è importante parlare del mezzo, come piace a professoroni e giornaloni. A me interessa parlare del fine e risolvere il problema, vale a dire pagare i debiti alle imprese e alle famiglie che aspettano da mesi, se non da anni, ciò che spetta loro dalla pubblica amministrazione. Se c'è qualcuno che ha uno strumento migliore, si faccia avanti. Dal dibattito interno mi aspetto dialettica e consonanza di intenti. Il no per partito preso, il no punto, non mi va bene, né dall'Europa né da chi sta dentro il governo né dalle altre istituzioni. Dobbiamo rilanciare l'economia, il lavoro e tagliare le tasse, dice ancora Matteo Salvini alla Verità. Altri modi di stare al governo non ne conosco.
Una settimana fa il Premier Conte ha chiesto a Salvini e a Di Maio di rimanere dentro gli ambiti dei ministeri di competenza, il ministro Tria è contro i minibot, il Quirinale osserva critico. Temporali all'orizzonte? Chiede Gandola. Guardi, risponde Salvini, un terzo degli italiani ha votato Lega, ha votato Salvini per chiedergli di fare in economia ciò che ha fatto per affrontare il problema dell'immigrazione incontrollata. Se dovessi rendermi conto che nei prossimi 2 anni non si può muovere o cambiare nulla, ne trarrei le conseguenze. Sarebbe inaccettabile. Quanto all'economia, la Polonia cresce del 4%, gli Stati Uniti del 3%, noi dello 0,3%. So che tagliando le tasse affronterei il problema in modo propositivo, con possibilità di vincere. Perché non possiamo farlo? Perché l'Europa dovrebbe impedircelo? La palude non fa per noi. Se cresciamo dello 0, è inutile tirarla per le lunghe. Le urne dopo l'estate, fantapolitica o possibilità? Il lavoro al governo non manca, risponde Salvini, la via è tracciata, c'è un contratto da portare avanti, cantieri da riaprire, grandi opere, autonomia. Meno tasse, più lavoro, il resto fa da corollario e gli altri paesi ci dimostrano che il taglio delle imposte produce inevitabilmente una ripresa economica. Nelle ultime settimane è venuta avanti con prepotenza anche l'emergenza giustizia. Le vicende di cui siamo venuti a conoscenza, dice Matteo Salvini alla Verità, dimostrano che nessuno è al di sopra della legge, neppure i giudici. Col Movimento 5 Stelle siamo d'accordo di varare una riforma importante, non certo contro le toghe, ma con i magistrati, con gli avvocati. Dobbiamo considerare che al 99% i giudici sono professionisti seri che lavorano. Da 20 anni le riforme della giustizia falliscono, forse perché nessuno ha mai provato a farle senza pregiudizi. A differenza del centrodestra e del centrosinistra del passato, noi pregiudizi non ne abbiamo. Pregiudizio è la parola chiave di questa stagione politica, colpa degli elettori che vi hanno votato. Beh, dice Salvini, ho la tessera della Lega dal 90 e da 30 anni sento dire che chi vota Lega non capisce un accidente. Siamo di volta in volta populisti, sgangherati, ignoranti, qualche volta fascisti. Ultimamente ho letto che chi simpatizza per noi non ha mai letto un libro. È il solito complesso di superiorità della sinistra, parolaia e autoreferenziale. Matteo Renzi ha anche dato a Salvini del cialtrone incapace. Proprio lui, commenta Salvini sulla Verità di oggi, che insegna il galateo agli altri. La frase dimostra una frustrazione infinita e non è irrispettosa verso di me, ma verso milioni di italiani. Il ministro è un dipendente pubblico, lo si giudica dai risultati. Gli sbarchi sono calati dell'87%, i delitti diminuiti del 15%, arrivano 3.000 nuovi poliziotti, idem vigili del fuoco. Accendiamo le telecamere, controlliamo le spiagge. Renzi dica ciò che vuole. Eleggerete Enrico Letta presidente del Consiglio europeo? Ma le pare, risponde Salvini. Non capisco perché il governo del cambiamento debba decidere di far rappresentare l'Italia in Europa all'ex premier del PD. È la stagione dei fatti. Per la filosofia kantiana non c'è più spazio. È tempo di un altro stai sereno. Manfred Weber ha incontrato il Premier Conte. Grandi manovre cominciate. Vado a Bruxelles, risponde Salvini, per la nascita del gruppo di cui fa parte la Lega. Poi vediamo. Conosco Weber. Ho sentito da lui parole interessanti su crescita e investimenti. Si parla poi sul quotidiano La Verità, l'intervista di Giorgio Gandola, pagina 3, con Matteo Salvini, del cardinal Gualtiero Bassetti, presidente della Conferenza Episcopale Italiana, che ha detto che il debito italiano non l'ha inventato lo Spirito Santo. Un altro economista scettico? Domanda Gandola. Lo ha detto nel giorno della Pentecoste, diamogli il beneficio della buona fede, risponde Salvini. La Lega è un partito di cattolici e con il mondo cattolico stiamo creando nuove sintonie. Anche qui, come nel mondo economico e culturale, c'è un distacco fra vertici e base. Dopo 30 anni ho rilasciato un'intervista di 20 minuti a Radio Maria. Abbiamo parlato di un'Europa bella, di valori, di grandi uomini di fede come Monsignor Alessandro Maggiolini. I Maggiolini, i Gianfranco Miglio, giganti davanti ai quali sono un moscerino. Uomini che credevano nelle radici dei popoli, che difendevano le identità e rispettavano le fondamenta cristiane della nostra società. Uomini raffinati, al tempo stesso concreti, punti di riferimento che illuminano la strada. Perché, chiede Gandola, il sistema mediatico mainstream è così ostile a Lega e 5 Stelle? In Italia, risponde Salvini, c'è sempre stato un microsistema di una ventina di persone abituate a gestire tutto e tutti, dai forum economici ai festival del cinema, dai giornali fino alle rassegne enogastronomiche. Se non facevi parte degli eletti, non eri nessuno. Ma il bello del popolo è che non tiene conto dei salotti e delle elite, anche se è cominciata una strana operazione. Noto un certo clima
di lusinga. Chi fino a qualche settimana fa pensava fossi un cretino, adesso mi dice sottovoce che sono uno statista. Ovviamente entrambe le cose sono un filino esagerate. Sta seguendo la ricerca del centro da parte di Renzi in Ticket con Calenda. L'affare mi appassiona come un film bulgaro muto degli anni 30, risponde Salvini. Sull'argomento sono assente. Buona fortuna a tutti. C'è un avversario politico che stima più di altri? Tanti. Sono quasi tutti sindaci con idee lontane dalle mie, ma collaborativi e concreti. Ne ho conosciuti parecchi in questi mesi, dice ancora Matteo Salvini. Gente che sta sul pezzo perché deve render conto ai cittadini. Gente che ti dice: state lavorando bene e sulla sicurezza, sugli immigrati, sulla lotta alla mafia, fate ciò che avremmo dovuto fare noi da sinistra. Niente nomi perché li rovinerei. L'estate del governo è tracciata, quella del Milan, finora ho sentito parlare di cessioni, vincere non abbiamo vinto, invece di vendere bisognerebbe comprare, da milanista ho vinto tutto, mio figlio non ha ancora vinto nulla. Similitudini col Palazzo Chigi, Milano governo, conclude Salvini. Non sopporto la rassegnazione, non reggo la palude. Vinci o almeno ci provi con tutto te stesso. E le chiacchiere stanno a zero. Così Matteo Salvini intervistato da Giorgio Gandola sulla Verità. Ma c'è anche un'altra intervista gemella, la leggiamo subito, su Libero. L'intervista al ministro dell'Interno in prima pagina di Fabio Rubini. Basta con i no o mollo tutto, è il titolo di Libero. Nuova giustizia e giù le tasse, o è meglio farla finita, è il titolo un po' forzato a dire il vero della Verità. In ogni caso, camicia bianca, pantaloni chiari, volto tirato, sereno. Matteo Salvini si gode un bel lunedì fatto di roccaforti rosse e spugnate e di una Lega che continua a crescere, scrive Libero introducendo l'intervista. Ministro, chiede Fabio Rubini. Da un anno il Carroccio non perde un colpo, con la Lega passata dal 17 al 34%. Come intende spendere questo cospicuo capitale politico? Per prima cosa, risponde Salvini che minaccia, come vedete dal titolo di Libero a pagina 2. Comunque, per prima cosa inviterò tutti i neoeletti, sindaci, consiglieri comunali e europarlamentari, a mantenere umiltà e piedi per terra. In passato altri, dopo grandi vittorie, hanno commesso l'errore di montarsi la testa e non hanno fatto una bella fine. Politicamente userò questi voti per provare a cambiare quei vincoli europei che sono dannosi per l'Italia. Per farlo però serve un governo compatto. Continuo a ritenere che questo governo, con le condizioni politiche attuali, sia l'unico possibile, dice Matteo Salvini. Noi vogliamo fare e non litigare, a meno che deve essere chiaro a tutti che io sto al governo per aiutare gli italiani. Se uno pensa di star lì a vivacchiare, si sbaglia di grosso. Tradotto, dice l'intervistatore sul Libero, o Conte e 5 Stelle iniziano a dire dei sì sulle partite della Lega o si va tutti a casa e lei va a fare il premier. Corretto? Pausa. Porta con te ovunque RPL. Scarica l'applicazione su smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiopadania.org. Cosa aspetti? «2019. Ma chi ha parlato? Sono io, la Digital Radio, quella del sistema DAB+, e sono strafelice perché dall'anno prossimo sarò ufficialmente in tutte le auto. È ora di vivere la magia della Digital Radio. Se stai pensando di comprare una nuova auto, pretendila con il sistema DAB+, il suono perfetto. Dal 2019 In tutte le auto nuove. Dibidi dobidi DAB. anche Radio Padania è in Digital Radio. Messaggio per tutti gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti. Hai un'attività? Dei prodotti da promuovere? Prova la pubblicità sulla nostra radio. Radio Padania ha preparato per te una grande promozione per aiutarti a sostenere la tua attività a tariffe davvero straordinarie. Informati, vedrai che si può fare. Mandaci una mail all'indirizzo spot@radiopadania.net. Con Radio Padania si può fare. Bene, torniamo all'intervista a Matteo Salvini in prima pagina sul quotidiano Libero dopo l'intervista alla Verità. Non capisco le preoccupazioni di Conte, dice ancora Salvini a Libero. Io voglio fare il ministro dell'Interno e basta. Gli altri però devono cambiare passo. In ballo non ci sono voti in più, ma il futuro dell'Italia. Da settimane si parla di rimpasto. C'è la questione del ministro alle politiche europee, l'insofferenza verso Toninelli, Grillo e Trenta, la questione del Ministero delle Infrastrutture, dove la Lega ha perso i 2 sottosegretari Rixi e Siri. Il ministro delle politiche europee va trovato in fretta, dice
Matteo Salvini, perché si sta facendo la nuova Europa e l'Italia deve giocare la partita. Sui ministri grillini non ne facciamo una questione di nomi, ma di cose da fare. C'è l'alta velocità, lo sblocca cantieri sul quale abbiamo trovato un accordo. Sono opere che fanno ripartire il PIL, ma alcuni ministeri che nell'ultimo periodo hanno rallentato devono ritrovare il passo. I 5 Stelle stanno facendo una riflessione, attendiamo. I sottosegretari ci stiamo lavorando, ma non siamo scoperti, perché sia Rixi sia Siri, che ringrazio per quanto hanno fatto, stanno continuando a lavorare sui dossier che seguivano al Ministero. Uno dei prossimi temi sarà quello del salario minimo, cavallo di battaglia di Di Maio, sul quale la Lega ha perplessità. Sono disponibile a discuterne, dice Salvini, ma mi chiedo chi lo paga? Le imprese. E se prima non abbassi le tasse alle imprese, come fanno a sostenerlo? Questione minibot. Non ha paura che l'Europa e il fronte interno, Tria, Conte, Mattarella, le impongano di fare una manovrina, lacrime e sangue? I minibot erano nel contratto di governo, ma non importa, se non convincono non mi impunto. Chiedo però a Tria e Conte di trovare soluzione al problema. Ci sono debiti che vanno pagati. Come? Non è importante. Per quanto riguarda la manovra, non esiste. Sono qui per far tornare a crescere l'economia italiana, creare lavoro, abbassare le tasse. Se aumenti IVA e IMU e la fai la patrimoniale, l'Italia si blocca. La Commissione europea sembra non sentirci. Che farà la Lega? L'Italia, risponde Salvini, è un paese con 60 milioni di abitanti, tra le prime economie europee. Non siamo la Grecia, paese nel quale l'Unione Europea ha fatto macelleria sociale. E poi noi siamo tra i migliori pagatori. Versiamo ogni anno 6 miliardi nelle casse dell'Europa, che ce ne ritorna molti meno. Direi che adesso è arrivato il momento di dire basta e pretendere di essere trattati per quello che siamo. Procedura di infrazione pendente. Non credo che l'Unione Europea arriverà fino in fondo. Quello che chiediamo è ragionevole. In caso contrario, cominceremo col tenerci i 6 miliardi. Ha visto che caos nel CSM? È giunto finalmente il momento di procedere con una seria riforma della magistratura? Assolutamente sì, risponde Salvini. Serve da anni, ma adesso è improrogabile. Attenzione però, io non voglio che essa si trasformi in un conflitto fra poteri. Immagino una riforma scritta assieme ai magistrati e all'avvocatura. Le vicende del CSM hanno dimostrato che non c'è una parte in campo moralmente superiore a un'altra. Che tipo di riforma? Una che preveda più giudici, più cancellieri, più amministrativi. Ci stiamo lavorando con Giulia Bongiorno e poi basta con le correnti. Sogno una magistratura che si liberi dalle dichiarazioni politiche e torni ad essere un potere davvero libero. Esempio, se tutti i magistrati fossero come Carlo Nordio, ci sarebbero meno problemi. Domenica il Papa, dice l'intervistatore Fabio Rubini, è tornato a martellare sulla questione dei morti in mare. Si sente chiamato in causa? No, risponde Salvini, perché noi le vite le salviamo. Cito i dati dell'ONU che piacciono a tutti. Fra 2015 e 2018 15.000 morti in mare. A giugno 2019 si sono ridotti a 500. Il problema non è la Lega, ma quelle organizzazioni che lucrano sul trasporto dei migranti. Sono loro ad avere sulla coscienza queste vite. Tornando alle elezioni, abbiamo numeri straordinari, più di 3.000 consiglieri eletti da nord a sud. Nella sola Lombardia siamo passati da 80 a 130 sindaci. Ma con voi c'erano Forza Italia e Fratelli d'Italia, dice l'intervistatore, ergo il centrodestra vince quando è unito. C'è futuro anche nazionale per il centrodestra? Per fare un accordo, risponde Salvini, servono idee chiare, persone valide, voti nuovi, spendibili, capaci. Vedo che in Forza Italia c'è una profonda riflessione in atto. Aspettiamo di capire che succede. Anche per questo abbiamo evitato di dar vita a una campagna acquisti. Ultima domanda. Quando si parte con l'autonomia? Entro l'estate arriverà in Consiglio dei Ministri, poi passerà alle commissioni. Ci sono altre 7 regioni ad averla chiesta, segno che questa riforma non spaccherà il paese, anzi. Del resto, oggi ci sono già 2 sanità, 2 scuole, 2 sistemi di infrastrutture. L'autonomia servirà a migliorare e non a dividere. Così Matteo Salvini nell'altra intervista a Libero. La prima era quella, come dicevamo, alla Verità. A proposito della Verità e di Libero, poi ci torniamo sopra. Intanto un'occhiata la diamo anche al Corriere della Sera. L'apertura è sulla politica interna, asse tra Salvini e Di Maio. Il leader della Lega dice: non mi interessa un governo di Conte, Tria e Moavero. I vice d'accordo su decreto sicurezza e taglio delle tasse. Dice il Premier: tengo per me la delega all'Unione Europea. Mentre sempre dal Corriere della Sera, il sorpasso nell'Italia dei sindaci ora domina
il centro-destra. Nel 2017 eravamo a 58 sindaci contro 38 di centrosinistra nei comuni capoluogo. Siamo adesso a 53 contro 41, 53 per il centrodestra, 41 per il centrosinistra. Il Movimento 5 Stelle è sempre fermo a 5, come ne aveva nel 2017. Questo per i comuni capoluogo. E poi c'è la questione della RAI. Nel corso del programma Reality un cantante neomelodico offende Falcone e Borsellino, un altro minaccia un consigliere della regione Campania. Avviata l'inchiesta interna e l'amministratore delegato Rai Salini dice quel che è avvenuto è inaccettabile, non deve accadere. C'è poi la cronaca nera, il Corriere continua a parlare di femminicidio, ha ucciso la moglie con una martellata in testa, forse davanti alla figlia, per l'affidamento della bimba di 10 anni era nato il litigio che ha portato un autotrasportatore ad assassinare la donna di 35 anni, Elisa Ciotti, casalinga, uccisa dal marito. Appunto abitavano in una villetta alla periferia di Cisterna di Latina, così il Corriere della Sera in prima pagina. Il Corriere della Sera in prima pagina poi mette anche sulla cronaca lombarda però il centrodestra che raddoppia, la sinistra che vince solo se unita, e Grimoldi, segretario della Lega Lombarda, che dice abbiamo 134 sindaci. Peluffo del PD propone di allearsi con le civiche. Rieletto il sindaco PD anche a Cremona, ora la giunta e nuova partecipazione. Il neo sindaco di Rozzano invece, Rozzano che è la città citata anche da Matteo Salvini nell'intervista alla Verità di cui abbiamo detto, il neo sindaco Gianni Ferretti racconta il suo primo giorno, questo lo racconta Il Giornale in cronaca milanese, idee e lavoro, così ho preso il feudo rosso di Rozzano, anche la Lega ha creduto in me, ho passato ore a rispondere a tutti i messaggi, ho risposto a tutti, intendo farlo anche da sindaco, poi sono stato in comune per capire i primi aspetti da affrontare, la proclamazione sarà mercoledì. Non c'è stato Salvini, ma i leghisti non mi hanno fatto mancare il loro appoggio. La partita si gioca ancora al centro, i cosiddetti estremi vanno forte, ma non sono autosufficienti, dice il nuovo sindaco di Rozzano, Gianni Ferretti, che ha preso appunto quello che era un tradizionale feudo rosso. Cattiva gestione dell'ente, questo ha cambiato la percezione dei concittadini. Per quasi 30 anni non siamo andati neanche al ballottaggio, partita chiusa. Commercio, partecipate, patrimonio e sicurezza, questo ha deciso tutto. Lasciamo con ciò anche la cronaca locale, poi ci torneremo sopra per altri motivi. C'è da segnalare appunto il quadro d'insieme nelle varie parti d'Italia, però vediamo anche le prime pagine, adesso le altre prime pagine al volo. Il primo piano del quotidiano nazionale, Giorno Nazione, destro del Carlino, su Conte e l'ultimatum ai vice premier, con l'Unione Europea tratto io, e Salvini, giù le tasse ma senza l'infrazione da parte dell'Europa. L'analisi di Paolo Giacomin, che poi vedremo, sul Carroccio in Emilia, da Giussano agli Estensi, Alberto da Giussano alla Corte d'Este, la presa di Ferrara da parte del leghista Alan Fabbri, sembra scritta da Ludovico Ariosto nell'incipit dell'Orlando Furioso, scrive niente meno Paolo Giacomin, quello che inizia col celebre verso le donne e i cavalier, l'arme e gli amori, ma al quale il poeta si premura di aggiungere l'audaci imprese io canto che furo al tempo che passaro i mori d'Africa il mare. La storia ritorna, mentre Repubblica mette in prima pagina il titolo 2 contro 1, Di Maio si butta a destra e rafforza l'asse con Salvini contro Conte. Naturalmente apertura sul TAV, via libera a Bagnai ministro, nel vertice notturno con Conte, ministro degli affari europei evidentemente, scrive Repubblica per Bagnai. Nel vertice notturno con Conte, il primo dopo il voto europeo, tensione sui rapporti con Bruxelles. C'è poi la figlia di Enrico Berlinguer, la conduttrice televisiva della RAI Bianca Berlinguer, che parla di suo padre 35 anni dopo, e un'intervista al Nobel Svetlana Alexievich. Chernobyl resta una lezione, il progresso uccide la natura. C'è un fotogramma di Chernobyl, la serie televisiva da ieri in Italia, in vetta alle classifiche di gradimento. E poi la lunga intervista appunto a Svetlana Alexievich, che visitò Chernobyl per la prima volta 4 mesi dopo l'incidente alla centrale nucleare dell'aprile dell'86. Nel silenzio generale la giornalista e scrittrice bielorussa, premio Nobel per la letteratura, raccolse le voci dei protagonisti della devastante tragedia. Chernobyl resta una lezione, la serie TV ha il merito di risvegliare le coscienze. Lasciamo anche Repubblica e andiamo alla prima pagina
della Stampa di Torino. Europa, Conte vuole carta bianca è il titolo d'apertura, e non citiamo la battuta celeberrima di Totò sulla carta bianca perché siamo in fascia protetta. Il Premier chiede di archiviare l'idea dei mini bot. Il giorno dopo i ballottaggi la Lega esulta, sindaci raddoppiati, ma il PD resiste anche in Veneto, scrive La Stampa. E poi l'ISIS che dà alle fiamme i campi di grano per affamare i siriani, e la nuova maturità che spaventa i ragazzi, non siamo pronti. Così Flavia Amabile sulla Stampa. C'è il reportage di Nicolò Zancan, il leghista col codino che ha preso Ferrara. È la fine dei gulag, messo tra virgolette. Ferrara al leghista col codino, Alan Fabbri tra selfie, abbracci e birre. 20 anni fa, alla mia prima campagna elettorale, eravamo in 15, ricorda il neosindaco leghista di Ferrara, Alan Fabbri. C'è un'intervista al fondatore del gruppo dei Nomadi, Beppe Carletti. La perdita di valori e memoria contagia anche la mia Emilia. Le famiglie non hanno saputo trasmettere ai figli gli ideali per cui hanno lottato. Non si tratta di essere nostalgici, ma di ricordare a chi dobbiamo la nostra libertà. La figlia del cantante dei Nomadi, del fondatore Carletti, Elena, è stata rieletta per il centro-sinistra alla guida di Novellara. Lasciamo La Stampa, andiamo alla prima pagina del Sole 24 Ore. Industria, ad aprile la produzione crolla con il calo dell'auto, secondo stop consecutivo, sia congiunturale sia sull'anno prima dove si è perso l'1,5%, il settore quattro ruote cede il 17,1% rispetto allo stesso mese del 2018, crollo della produzione d'auto. Di spalla c'è l'intelligenza artificiale, tema del futuro. Berlino batte Roma, 600 contro 70, sono milioni di euro di rispettivi investimenti in intelligenza artificiale nei processi di produzione. La Germania investe 10 volte l'Italia. Per il voto amministrativo c'è questa sintesi di Roberto Dalimonte che la dice lunga: al centrodestra 33 comuni in più, al centro-sinistra meno 39. Al ballottaggio delle amministrative il centrodestra avanza ma non sfonda, il centro-sinistra arretra ma non crolla. I 5 Stelle si confermano deboli alle amministrative. PD e alleati hanno conquistato 113 comuni sopra i 15.000 abitanti contro i 71 del centrodestra, ma ne governavano 152, mentre Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia ne governavano 38. Il Movimento 5 Stelle aveva 4 comuni, li perde ma conquista Campobasso. Lega più Fratelli d'Italia in passato aveva vinto in 2 soli comuni, oggi ne ha 12. Sempre poi dalla prima pagina del quotidiano di Confindustria, riforme del governo Conte, l'attuazione rallenta, in 2 mesi solo 12 decreti su 166. A un anno dall'insediamento le riforme economiche del governo Conte sono state attuate per un quarto. Dei 204 decreti applicativi previsti, solo 51 sono arrivati al traguardo. Negli ultimi 2 mesi ne sono stati adottati appena 12, ne mancano all'appello 153. Mentre sui mini bot era pronto l'emendamento, bloccato e sparito. Non è stata solo la mozione a scatenare la bufera sui mini bot, ma un emendamento poi bloccato ha dato l'allarme. E infine rinnova lo scontro con Nissan, ma il ministro dell'economia francese Le Maire riapre all'accordo con Fiat Chrysler. Vediamo anche la prima pagina del giornale. Conte Salvini e duello finale. Presidente del Consiglio minaccia i vice, pronto a mollare, con 2 analisi, 2 commenti. Quello di Vittorio Macioce: è il governo dei paradossi, hanno idee agli antipodi su tasse e salario. Quello di Alessandro Gnocchi: il capitano vittima del generale Estate, gli sbarchi in Italia senza controlli. Ma i numeri del Viminale citati da Salvini sono diversi da quelli che cerca di accreditare il commentatore del giornale, mentre va segnalato anche il pezzo di Fabrizio Boschi a centropagina: sorpasso del centrodestra nei ballottaggi a più comuni della sinistra. È il giorno dei numeri, alcune vittorie ai ballottaggi di domenica il PD le ha portate a casa, ma la cartina dell'Italia rispetto a 5 anni fa è totalmente stravolta. Se prima era quasi totalmente rossa, oggi è quasi totalmente azzurra, merito del centrodestra unito. E infine, sempre dalla prima pagina del giornale, il commento di Giannino Della Frattina: sindrome Le Pen per il destra-destra in Lombardia, una lezione a Matteo. Per quanto i venti soffino in poppa al vascello sovranista, la Lega di Matteo Salvini non è autosufficiente. Un modello politico che abbandoni il centrodestra per passare alla destra-destra con Fratelli d'Italia non è destinato a essere
vincente, scrive Giannino della Frattina. In una politica dalle geometrie rapidamente variabili bisogna stare molto attenti a leggere i dati elettorali. Se le urne di domenica hanno certificato il sorpasso del centrodestra, che da 38 capoluoghi è passato ad amministrarne 54, centrosinistra da 57 a 40, è sul modulo di gioco che vale la pena di riflettere, soprattutto perché a vincere è stato appunto il centrodestra, il classico tridente Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia. C'è poi un'intervista a Vittorio Sgarbi: così abbiamo liberato Ferrara dal regime rosso, ho aiutato la Lega a liberare la mia Ferrara dai cattocomunisti, dice il critico d'arte che ha appoggiato il candidato Fabbri. Senza la cultura non avrebbe vinto. Il PD voleva stravolgere Palazzo dei Diamanti, l'ho salvato. Il sindaco Dem era lì perché sposato con la figlia dell'ex andeottiano Cristofori. Dal giornale passiamo a Italia Oggi. Intanto, una lotteria contro gli evasori è il titolo d'apertura. Dal 1 gennaio 2020 chi acquista beni e servizi da esercenti che rilasciano la fattura elettronica parteciperà all'estrazione di premi. Favorito chi usa il bancomat. A pagina 29 trovate il dettaglio. Lotteria degli scontrini al via nel pacchetto di emendamenti dei relatori al decreto crescita, possibilità raddoppiate in caso di pagamenti elettronici. E intanto stretta sugli Airbnb e sui calciatori, mentre c'è il commento di Domenico Cacopardo sul voto in prima pagina. Potendo dimettersi, Conte non è mai stato così forte, ha in mano Lega e 5 Stelle tramite lo strumento della minaccia delle dimissioni. C'è da segnalare poi, andiamo a un'altra prima pagina, siamo sul Foglio, c'è da segnalare l'articolo di Claudio Cerasa che mette insieme diverse storie. L'Europa scopre che contro il macismo nazionalista esistono antidoti naturali, cioè le donne leader. È tempo di una zingaretta anche in Italia. Si parte dalla Danimarca. I socialdemocratici hanno vinto, guidati da Mette Frederiksen, la nuova leader e probabile premier appunto del Partito Socialdemocratico. In Slovacchia un partito nato nel 2017 ha vinto le presidenziali con Zuzana Kaputova e poi le elezioni europee col 20%. Terza storia in Germania, dove i verdi tedeschi, la copresidente Annalena Baerbock, la scorsa settimana sono arrivati in testa a un sondaggio nazionale, 27%. A ottobre in Germania i verdi erano già andati bene in Baviera, 18%. Sono andati bene anche alle europee, con il traino di Franziska Keller, indicata dai Verdi come candidata alla Commissione europea. La quarta storia riguarda il Lussemburgo. Il partito dei Verdi è andato molto bene anche lì. La quinta storia, Lituania, che potrebbe esprimere con Dalia Grybauskaite, presidente uscente del suo paese, il prossimo presidente del Consiglio europeo. Sesta storia in Bulgaria, attraverso Kristalina Georgieva potrebbe esprimere il direttore generale della Banca Mondiale, europeista di ferro, e anche il prossimo presidente della Commissione europea, ruolo per il quale corre il commissario della concorrenza, la danese Vestager. Settima storia, la Scozia. Il leader del Partito Nazionale Scozzese, Nicola Sturgeon, fiera oppositrice della Brexit, ha portato il suo partito al miglior risultato alle europee, 38%. Insomma, le donne leader possono essere il futuro. Da segnalare in prima pagina sul Foglio anche il pezzo di Giuseppe Sottile sui magistrati senza controlli. Il caso del CSM non è un'isola, ma acqua nell'infinito oceano della mala giustizia italiana. Storie ed esempi da ricordare. Il colloquio di Giuseppe Sottile appunto con Aristide Carabillò, docente, maestro di giurisprudenza, che appunto si occupa di mettere i puntini sulle i in tema di giustizia. E poi c'è una conversazione col sindaco PD di Bologna in prima pagina sul Foglio. Resistere non basta, dice il sindaco del PD Merola, che ne ha per tutti, da Zingaretti alla Vetero Repubblica. Ferrara e Forlì su tutti. E la Lega in Emilia Romagna vince in posti che fino a qualche anno fa non poteva neanche lontanamente pensare di conquistare. Tra qualche mese le elezioni regionali. Virginio Merola, sindaco PD di Bologna, dice al Foglio che queste dinamiche non si verificano per caso. Il caso Ferrara assomiglia a Imola, per una certa protervia di chi ha governato. A Imola c'era l'abitudine di far commissariare la città per candidarsi in Parlamento. A Ferrara divisioni interne alla giunta. Un assessore uscente ha fatto la sua lista invece di convergere sul candidato di centrosinistra fin dal primo turno. In questa realtà c'è un'abitudine troppo consolidata al potere, dice Merola. Così viene sottovalutato il messaggio della gente che alle urne dice: ci avete stufato, dice il sindaco
di Bologna, che suona anche l'allarme sul PD, troppo romanocentrico. Dal Foglio però passiamo alla prima pagina del Fatto Quotidiano. Intanto c'è una notizia che riguarda Lula nella frase sopra la testata. Lula accusato a ogni costo? Prove ce n'erano contro di lui. Ma ora The Intercept pubblica le chat tra magistrati per incastrare e condannare l'ex presidente brasiliano. Mentre per quanto riguarda la politica interna, effetto Campobasso, scrive il Fatto Quotidiano, lezioni dai ballottaggi, il PD vota i 5 Stelle ma non è reciproco e contro la Lega il PD studia desistenze a favore appunto dei 5 Stelle. Ma c'è anche un'altra questione in prima pagina sul Fatto, mega truffa all'Europa, i fondi all'agricoltura pagati per l'Ilva. La procura di Enna scopre raggiri alle norme per oltre 80 milioni. C'è chi ha indicato l'aeroporto di Catania, chi stadi di calcio, chi autostrade. Per accedere ai contributi della politica agricola europea comune bastava una dichiarazione, fino a che su un terreno sono arrivate 2 richieste contemporaneamente. Fondi dell'Unione Europea per l'agricoltura sono invece finiti pagati addirittura per l'Ilva. Una maxi inchiesta della Procura di Enna in corso da 3 anni, scoperti a raggiri in tutta Italia. Nessuno controllava, sequestrati 80 milioni di euro. Sulla questione invece della RAI e della mafia e della trasmissione reality di Enrico Lucci si sofferma il direttore Marco Travaglio. I veteromelodici è il titolo del pezzo. Invitiamo alla calma i politici indignati speciali che stanno linciando Enrico Lucci per avere ospitato 2 cantanti neomelodici e aver fatto uscire la loro cultura mafiosa al naturale. Nella prima puntata del suo talk reality su Rai 2, Lucci ha intervistato in diretta Leonardo Zappalà, detto Scarface, e Nico Pandetta, in arte Tritolo. Il primo, a proposito di Falcone e Borsellino, ha detto che se la sono cercata, scrive e commenta Marco Travaglio. Queste persone, ha detto il cantante, che hanno fatto queste scelte di vita, sanno le conseguenze. Come ci piace il dolce, ci deve piacere anche l'amaro. L'altro, reduce da 10 anni di galera, ha spiegato che le sue canzoni sono dedicate allo zio ergastolano al 41 bis, perché è ritenuto il boss del clan Cappello a Catania. Ha insultato i pentiti, ha minacciato un consigliere verde, campano, critico con lui. Lucci li ha esortati a studiare la storia e ora, sopraffatto da polemiche, ammette di aver gestito male la diretta. Non cerco scuse, ha detto Lucci, il risultato è stato pessimo. Ci siamo messi tutti in discussione per rettificare, pulire, ritrovare il focus del racconto, che è la gara tra i protagonisti dell'attualità social. La RAI ha definito indegne le parole dei 2, ha annunciato un'indagine, ma per il presidente della commissione di vigilanza Alberto Barachini, ex dipendente Mediaset e deputato di Forza Italia, la condanna non è sufficiente. La grave offesa alla memoria di 2 esempi di lotta alla mafia si configura come omesso controllo da parte del servizio pubblico, che chiede un controllo più rigoroso degli ospiti e dei contenuti. Così il presidente della commissione di vigilanza della RAI Barachini. Forza Italia, la miccia, innesca il falò delle vanità e delle ipocrisie. Viva Falcone e Borsellino, abbasso i neomelodici. Se la questione fosse così semplice, ci uniremmo volentieri al coro degli indignados. Ma è un po' più complessa. Il programma si occupa di fenomeni popolari sui social. Purtroppo i neomelodici, per lo più campani, sono popolarissimi non solo sul web, ma anche nelle piazze del sud e della Sicilia. Vengono ingaggiati a peso d'oro ai matrimoni dei clan, alle feste di quartiere, dove dedicano ai boss e ai picciotti detenuti le loro canzoni intrise di cultura mafiosa. Forse che il servizio pubblico deve ignorare questo fenomeno inquietante ma diffusissimo? Grandi registi del Sud gli hanno dedicato film stupendi, grotteschi, neorealisti per nulla moralistici, reality di Garrone, Song e Napoli dei Manetti Bros, Belluscone di Maresco. Chissà quanti fan dei neomelodici li hanno visti e proprio perché non contenevano prediche ma solo fotografie della realtà hanno capito qualcosa. Perché mai la RAI non dovrebbe mostrare anche quegli angoli bui di società che molti fingono di non vedere e molti ignorano, salvo poi meravigliarsi se le elezioni danno risultati inaspettati? Piaccia o no, scrive Marco Travaglio, esiste un'Italia che preferisce i mafiosi ai giudici antimafia, detesta i pentiti che fanno la spia, scambia l'omertà per coerenza e le menzogne per dignità. Che deve fare il servizio pubblico? Nascondere le telecamere sotto la sabbia?
o affondarle nella merda che ci circonda per sbatterla in faccia ai benpensanti e ai malpensanti? Se le polemiche su reality di Lucci servissero a gestire meglio situazioni complicate come quella sfuggita di mano a Lucci, sarebbero benvenute. Ma qui ciò che si vuole a reti unificate è altro: la facciata edificante e pulitina delle istituzioni, che ogni 23 maggio e 19 luglio corrono a Palermo con lacrima retrattile a deporre corone di fiori a Capaci e in via D'Amelio, salvo poi trescare con le mafie per il resto dell'anno. Il solito derby ipocrita e oleografico fra Stato e antistato, giudici buoni, quelli morti, e mafiosi cattivi. Un quadretto che non regge più, con tutto quel che si scopre sulle complicità fra due mondi che si vorrebbero separati e invece sono più sovrapponibili che mai. In fondo, i due neomelodici, continua Marco Travaglio, hanno detto quel che disse il 7 volte presidente del Consiglio Andreotti di Ambrosoli, ucciso da un killer mafioso mandato da Sindona. Se l'andava cercando. Quel che disse il 3 volte presidente del Consiglio Berlusconi sull'eroe Mangano, che non aveva mai parlato di lui e dell'Utri. Quel che pensano molti parlamentari, Forza Italia e PD, che 2 mesi fa hanno votato contro il reato di voto di scambio politico-mafioso. Molto meno di quel che disse il governatore PD della Campania, Vincenzo De Luca, sulla necessità di ammazzare, tra virgolette, politici antimafia infami come Bindi, Di Maio, Fico e Di Battista. Sono più gravi le parole dei due neomelodici, conclude Marco Travaglio, o la candidatura col PD a Capaccio Pestum di Franco Alfieri, re del clientelismo e delle fritture di pesce, indagato per voto di scambio con la Camorra, eletto e festeggiato da un corteo di 5 ambulanze a sirene spiegate, di proprietà di un imprenditore del clan camorristico dei Marandino, condannato in via definitiva per tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso? Giovedì Rai 2 trasmetterà La trattativa, il film proibito di Sabina Guzzanti su politici e carabinieri che trattarono con Cosa Nostra, moltiplicando le stragi, rafforzando la mafia, genuflettendo lo Stato ai piedi dei corleonesi. Fra costoro c'era Dell'Utri, tuttora detenuto per mafia, che, dice la sentenza di primo grado, anticipava le leggi pro mafia del governo Berlusconi al boss Mangano, mentre Berlusconi continuava a finanziare Cosa Nostra anche da premier. Il presidente della vigilanza sdegnato per 2 neomelodici viene dal gruppo Berlusconi. Mai saputo nulla dei suoi padroni veteromelodici? Mamma non gli ha ancora detto niente, conclude Marco Travaglio in prima pagina sul Fatto. Vediamo anche Avvenire, poi andiamo in pausa. Abbiamo visto le altre prime pagine, una vera ira di Dio, armi sì, persone no, le parole del Papa sul dramma dei conflitti in Asia, poi l'auspicio in Iraq nel 2020. Intanto il Belgio ha normalizzato l'eutanasia, scrive Assuntina Morresi. Il Sudan, commento di padre Giulio Albanese, rischia di diventare una nuova Libia. Per la politica italiana la Lega si espande nei comuni, cala il PD che trema in Emilia-Romagna, titola il quotidiano cattolico, e poi il reddito di cittadinanza per tanti ma non per tutti. Le prime analisi sull'assegno di cittadinanza mettono in evidenza i limiti dello strumento. Molti si aspettavano 780 euro pur avendo altre fonti di entrata, i casi di Bologna e Pomigliano. E poi c'è in prima pagina un altro tema, no alle teorie gender, sì alle politiche di genere. Il dialogo oltre l'ideologia, sì al confronto, dice la Congregazione per l'Educazione Cattolica, su parità, bullismo, differenza di genere, ma pesanti criticità sulla pretesa di cancellare differenza e reciprocità naturale uomo-donna. Così anche Avvenire, ci sentiamo tra poco, dopo la pubblicità e le previsioni del tempo. Cosa aspetti? Sostieni la nostra radio. Abbonati andando sul sito radiopadania.org. Clicca abbonati e segui le istruzioni. Facile, no? E lucevan le stelle. Sì, lo so che per realizzare tutti i progetti della Lega per l'Italia non bastano certo 2 parole, ma il 2 per 1000. Gli italiani sanno tutto e sanno pure che il codice per destinare alla Lega il 2 per 1000 è D43 e che lo si deve scrivere sulla dichiarazione dei redditi. Donar il mio solo pensiero, firma www.2per1000lega.it.
Messaggio per tutti gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti. Hai un'attività? Dei prodotti da promuovere? Prova la pubblicità sulla nostra radio. Radio Padania ha preparato per te una grande promozione per aiutarti a sostenere la tua attività a tariffe davvero straordinarie. Informati, vedrai che si può fare. Mandaci una mail all'indirizzo spot@radiopadania.net. Con Radio Padania si può fare. Sono Giovanna. Mondoflex. Voglio presentarvi una nuova promozione Mondoflex. Un materasso in memory ergonomico a 2 strati, completamente sfoderabile, a soli 199 euro. Con Mondoflex dormite sonni tranquilli. Vi aspetto. A Treviolo e a Melzo, il sabato orario continuato. Mondoflex reti e materassi. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Crema, Castelmella, Briscia e Desenzano del Garda. Mondoflex, fornitore ufficiale Atalanta Bergamasca Calcio. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, scrivi a spot@radiopadania.net. Ed ora, che tempo farà? Le previsioni meteo. A tutti buongiorno dal Centro Geofisico Prealpino. Aria umida risale dal Mediterraneo e richiamata da una vasta circolazione depressionaria presente sull'Europa occidentale, con innesco di locali temporali. Da giovedì però attesa maggiore stabilità. Oggi intanto abbiamo nuvolosità spesso estesa, soprattutto sul Piemonte e sulla fascia alpina e prealpina, accompagnata localmente da qualche rovescio temporale. Altrove i fenomeni saranno meno probabili e ci saranno schiarite a tratti anche ampie. Le temperature massime di oggi sono previste tra 24 e 29 gradi. In parte soleggiato domani, ma frequenti annuvolamenti potranno portare alcune piogge temporali, in particolare sui rilievi alpini e prealpini. In pianura irregolari schiarite. Giovedì soleggiato e un po' più caldo, con solo qualche banco nuvoloso al mattino in dissolvimento lungo l'arco alpino. La tendenza per venerdì è abbastanza soleggiato, ma a tratti passaggi di nubi medio-alte, asciutto solo qualche goccia verso sera sui rilievi in prossimità di Verbano e Lario. Infine sabato sole prevalente, seppure con qualche nuvola di passaggio, probabilmente asciutto. È tutto, vi saluto e vi auguro una buona giornata. Avete ascoltato Che tempo farà? Le previsioni meteo. Cosa aspetti? Sostieni la nostra radio. Abbonati andando sul sito radiopadania.org. Clicca Abbonati e segui le istruzioni. Facile, no? Porta con te ovunque RPL. Scarica l'applicazione su smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiopadania.org. Cosa aspetti? Torniamo allora ai quotidiani di oggi con le altre prime pagine della Verità e di Libero, oltre alle 2 interviste sugli stessi 2 quotidiani a Matteo Salvini che abbiamo già letto. Da segnalare sulla Verità di spalla rispetto all'intervista a Salvini il commento, l'editoriale di Maurizio Belpietro. Tutti dicono di aver vinto, ma il PD esce a pezzi, il conto sui voti, la sinistra ha perso ciò che poteva perdere. Poi rimpasto, fisco ed Europa, il vertice nella notte, Lega 5 Stelle dal Premier, e Weber da Conte, stavolta i tedeschi hanno bisogno di noi, approfittiamone. In 30 domande e risposte, infine la guida ai minibot di Fabio Dragoni. A centropagina abbiamo un altro argomento, la caccia agli uteri si sposta in Africa, India e Thailandia complicano la maternità surrogata, Kenya e altri paesi poveri presi d'assalto per i prezzi bassi. E ancora sul caso degli scandali in magistratura, i 10 piccoli giudici da cui è nato il pastrocchio del Consiglio Superiore della Magistratura, il pezzo è di Maurizio Tortorella. Chiude la prima pagina Marcello Veneziani con una figura storica, quella di Nicola Bombacci, il leninista morto accanto al duce. 100 anni fa faceva il suo ingresso in politica Nicola Bombacci, agitatore comunista, amico di Lenin, ma innamoratosi del fascismo sociale della Repubblica di Salò. Aveva fondato un'edizione italiana della Pravda, chiamandola proprio La Verità. Finirà ucciso a Piazzale Loreto, accanto a Mussolini, una figura molto eterodossa, quella di Nicola Bombacci, rievocata appunto da Marcello Veneziani, il romagnolo rosso che sognava Lenin, ma che morì al fianco di Benito Mussolini. 100 anni fa
iniziava la carriera politica di Bombacci, rivoluzionario comunista che credette nel fascismo di Salò. Ma dalla storia torniamo all'attualità, al presente appunto, con l'intervista a pagina 2 a Francesco Ferrari, il primo sindaco di Fratelli d'Italia nel santuario ex comunista di Piombino. Ho liberato Piombino difendendo la classe operaia, dice il neosindaco Ferrari. La sinistra ha ignorato i temi del lavoro e dell'ambiente, così dice il neosindaco di Piombino, uno dei casi che hanno colpito il PD in Emilia-Romagna. Mentre sempre dal quotidiano La Verità, abbiamo citato prima, c'è una bella pagina 7, una guida in 30 punti contro le bufale sui mini bot. Sono diversi da una moneta, quindi legali, possono essere la soluzione per pagare i debiti della pubblica amministrazione e in caso di crollo dell'euro permetterebbero all'Italia di non trovarsi all'improvviso senza una valuta valida. Potrebbero diventare un incentivo fiscale. Cosa sono i mini bot? Che valore possono avere? A cosa servono? Quali debiti può saldare lo Stato con i mini bot? Lo Stato è obbligato ad accettare i mini bot per il pagamento di somme a lui dovute? Sì. Per chi è particolarmente conveniente accettare i mini bot in pagamento da parte dello Stato? Probabilmente non per imprese o professionisti che hanno tempi di riscossione brevi e preferiranno attendere il pagamento in euro delle proprie forniture, ma sarà conveniente per i titolari di credito di imposta usufruibile in futuro a rate in presenza di tasse da pagare e che grazie ai mini bot vedranno immediatamente disponibile il loro credito. Perché è necessario introdurre i mini bot? Possono essere usati come moneta? Il fatto di essere utilizzabili per pagare le tasse è un incentivo a essere accettati anche nelle transazioni fra private, ma non sono moneta, perché l'accettazione degli stessi da parte di soggetti diversi dallo Stato come corrispettivo in pagamento è volontaria, al pari di altri strumenti come i ticket restaurant o le carte di credito. Cosa hanno in comune minibot ed euro? L'aspetto esteriore, il fatto che lo Stato accetta entrambi come corrispettivo di pagamento. Quali sono le differenze? Tutto il resto. Insomma, sono 30 punti. Sono 30 punti che Fabio Dragoni mette in luce contro le bufale sui mini-bot. Si parla di mini-bot nel programma elettorale della Lega, nel programma della coalizione di centrodestra e nel contratto di governo fra Lega e 5 Stelle, ma anche in una mozione parlamentare votata all'unanimità da Partito Democratico, Sinistra Italiana, LeU e Più Europa, che poi si sono pentiti, scrive Fabio Dragoni. Daniele Capezzone invece intervista sempre sulla Verità Carla Ruocco, deputata nella scorsa legislatura, oggi presidente della Commissione Finanze della Camera, una delle voci critiche su Di Maio. Stop all'uomo solo al comando, dice Ruocco a proposito di Di Maio. Non sono leader dell'opposizione interna, ma tra di noi ci vuole più condivisione. Cosa cambierei? Dopo la sconfitta elettorale 2014 azzerammo i responsabili della comunicazione e ad andare in TV siamo troppo pochi. La regola dei 2 mandati va tenuta, il contratto va onorato senza violare i nostri capisaldi. È sbagliato definirci il partito dei no, dice Carla Ruocco, presidente Commissione Finanze della Camera 5 Stelle. E sempre dal quotidiano La Verità vi segnalo anche la Chiesa, che ritorna a fare la Chiesa. Abbiamo visto prima su Avvenire. La Congregazione per l'Educazione Cattolica pubblica le linee guida per affrontare quella che definisce un'emergenza. Il gender è un'ideologia dannosa. In Maschio e Femmina li creò si denuncia con forza il pensiero unico che vuole traviare i bambini. Torniamo brevemente anche a Libero. Libero in prima pagina, oltre all'intervista di Fabio Rubini a Matteo Salvini che abbiamo letto, mette il commento del direttore Pietro Senaldi, la Lega si prende 40 città e pensa in grande, e quello di Vittorio Feltri, studino la storia i saputelli dell'esecutivo, antichi vizi italiani, mezzo secolo prima che Gesù nascesse e sconvolgesse le nostre esistenze con la sua dottrina innovativa, il mondo faceva le stesse cose che continuano a renderlo invivibile. In 2000 anni non è cambiato nulla, le grane di un tempo le stesse di oggi. Un brano significativo in cui mi sono imbattuto. Sembra sia stato scritto da Cicerone oltre 2000 anni fa. La finanza pubblica deve essere sana. Il bilancio deve essere in pareggio, il debito pubblico ridotto, l'arroganza dell'amministrazione combattuta e controllata, l'aiuto ai paesi stranieri diminuito per evitare il fallimento di Roma. La popolazione deve imparare a lavorare invece di vivere di pubblici sussidi.
Non sappiamo se questo pensiero sia autentico, ma è fuori di dubbio che rifletta la realtà storica, cioè che nonostante siano trascorsi secoli e secoli, i problemi dello Stato non sono mutati. Nessuno li ha mai risolti, scrive Vittorio Feltri, che poi si rivolge ai saputelli del governo, studino la storia. Questi i temi di prima pagina del quotidiano Libero, che come vi dicevo insieme alla Verità oggi ospita 2 interviste a Matteo Salvini che sicuramente fanno titolo e in effetti lo faranno anche nelle agenzie di stampa. Mentre torniamo a questo punto al primo piano del Corriere della Sera. Lasciata la prima pagina, il Corriere della Sera si occupa di politica innanzitutto interna, intesa tra Lega e 5 Stelle per arginare Palazzo Chigi. All'interpretazione del Corriere, il vertice di governo no al rimpasto, oggi il Consiglio dei Ministri per varare il decreto sicurezza, tra le altre cose, voluto dal vice premier leghista Salvini. Il testo aumenta i poteri del Viminale su traffico navale, migranti e scafisti, sottraendoli ai ministeri di infrastrutture e giustizia. Mentre i dissidi e le misure sul tavolo riguardano il fisco, l'imposta al 15%, cioè la flat tax, il lavoro, la paga base a 9 euro come vogliono i 5 Stelle, la famiglia, l'assegno mensile per i figli fino a 18 anni, sugli aiuti alle famiglie 5 Stelle e Lega sembrano d'accordo, e la proposta dei mini bot per pagare le imprese. Le condizioni di Salvini è il retroscena firmato da Marco Cremonesi. Le condizioni di Salvini: no a un governo debole con l'Europa. Salvini non vuole una guida, Conte tria Moavero. Ai mini bot come cavallo di Troia per far saltare l'euro, neanche ci penso, dice Salvini. Molto bene, Conte ci ha dato appuntamento attraverso il Fatto Quotidiano, poi ha stabilito l'agenda attraverso il Corriere della Sera, così Matteo Salvini, che sbuffa con i leghisti più vicini, non arriva al summit col premier Conte nella miglior disposizione d'animo, come Di Maio. Stavolta i 2 sono dalla stessa parte, entrambi sono perplessi per le recenti prese di posizione di Giuseppe Conte, il premier. Per Salvini il tema chiave, scrive Marco Cremonesi sul Corriere della Sera, è l'approccio con l'Unione Europea. In mattinata non aveva risparmiato l'osservazione: se uno pensa di stare al governo per tirarla in lungo e crescere dello 0, siamo di un'altra idea. Più tardi, parlando coi suoi, è stato secco: un governo Conte, Moavero, Tria, che ricalca le gesta di Mario Monti, non mi interessa. Il leader leghista si dice d'accordissimo sul fatto di abbassare i toni, di non offrire pretesti, di urtare sensibilità. Noi non vogliamo scontrarci con nessuno, lo dirò anche al Premier. All'Unione diamo tanto, non chiediamo i soldi degli altri paesi, ma chiediamo di utilizzare al meglio i nostri. Vanno bene i toni bassi, ma se vediamo che da parte dell'Unione Europea c'è il rispetto e una volontà di discussione autentica, dal nostro punto di vista diversissimo sarebbe se invece emergesse la volontà di castigarci a prescindere. Possibile che su 28 paesi nell'Unione Europea siamo gli unici a essere additati come quelli che non hanno fatto i compiti? Dice un deputato leghista, citato da Marco Cremonesi sul Corriere della Sera: se si tratta solo di definanziarizzare i risparmi che ci saranno, per noi va bene, quella tecnicamente è una manovra correttiva, il che significa che l'orizzonte è di mettere in bella gli incassi della pace fiscale, i migliori introiti fiscali in generale, i risparmi del reddito di cittadinanza che col tempo aumenteranno, nulla da ridire. Del tutto diverso se invece ci chiedessero le solite lacrime e sangue. I risparmi degli italiani, dice Salvini, non corrono nessun rischio. Il rischio sarebbe una nuova manovra alla Mario Monti. Il nome di Monti emerge tutte le volte che a Salvini si parla di Conte, anche se quest'ultimo ha già respinto l'accostamento nell'intervista al Corriere di ieri. Per quanto riguarda i mini bot, Salvini è aperto: ci interessa il risultato, bado alla sostanza e non alla forma. Abbiamo proposto un'idea per risolvere il problema del debito delle pubbliche amministrazioni. Se ci sono idee migliori ne siamo felici. I mini bot erano nel contratto, lo dico ai signor no, che ci sono dentro e fuori il governo. Sui mini bot Salvini non aveva intenzione di scatenare offensive, la discussione era prevista più avanti in sede di legge di bilancio. Il problema è stato quando un ordine del giorno che li conteneva è stato approvato all'unanimità. Il ministro Tria li ha bocciati. Il modo migliore, dice il deputato leghista, per accendere gli animi. Detto questo, ripete Salvini ai leghisti: ai mini bot come cavallo di Troia per far saltare l'euro, nemmeno ci penso. Così sul Corriere della Sera. Poi c'è la partita delle nomine in Europa. Conte vede Weber, Partito Popolare Europeo. A Roma potrebbe convenire che a Berlino vada il capo della commissione, così potrebbe evitare Weidmann
alla Banca Centrale Europea, ma l'Italia ha pochi alleati. E poi i sottosegretari e la graticola, cioè l'esame che verrà fatto ai sottosegretari da parte dei deputati. Non vogliamo una resa dei conti, dicono gli uomini di governo dei 5 Stelle, che saranno sottoposti alla graticola appunto di Di Maio. L'industria italiana intanto frena ancora, dati peggiori delle attese, crolla l'auto. Dice l'Istat, la produzione ad aprile è scesa dello 0,7% su marzo, dell'1,5% rispetto allo stesso mese del 2018. Mentre si occupa di uno scenario, Federico Fubini, i timori di uscita dall'euro sui conti pubblici pesano per 1,5 miliardi all'anno. Berlusconi, che vuole un partito di giovani, resta fuori Lara Comi, il leader in Europa, nessun accordo con la seconda più votata di Forza Italia, non tornerà a Bruxelles, seguito delle indagini, il no di Salvini alla federazione. Poi al centrodestra va l'Italia dei comuni, sintetizza anche il Corriere della Sera, ora governa in 53 capoluoghi contro i 41 del centro-sinistra, 2 anni fa era quasi l'opposto. E così abbiamo concluso con la pagina di politica interna, anzi no, c'è anche da segnalare sul Corriere della Sera un'intervista al presidente PD dell'Emilia Romagna Bonaccini: sono pronto a sfidare la Lega, alle regionali serve umiltà, non siamo uno scalpo, l'arroganza non paga con gli emiliano-romagnoli. E poi il pezzo di Marco Imarisio da Ferrara, una delle vittorie più clamorose della Lega alle amministrative, il sindaco Alan Fabbri tra Salinger e gli hippie. Chi ha perso non avveleni i pozzi, dice il sindaco, basta cerchie ristrette, parlerò con tutte le anime della città. Questi sono i propositi di Alan Fabbri. Sul comodino della sua stanza, al secondo piano nella cascina di famiglia a Burana, frazione di Bondeno, c'è una copia de Il Giovane Holding piena di sottolineature. È il libro della mia vita, dice Fabbri. Leggo altre cose, rileggo, ma alla fine torno sempre lì, alle anatre di Central Park. Alan Fabbri, nuovo sindaco leghista di Ferrara, che fu rossa, non ha festeggiato baciando il rosario e invocando i santi, anche perché riconosce di non avere grande dimestichezza con l'argomento. Diciamo che sono un cattolico non praticante, dice Fabbri, ma attenzione, quando Matteo bacia il crocifisso sto con lui, perché così facendo fissa un sistema valoriale di riferimento. Capitano mio capitano è una frase che intende come il congedo degli allievi al professor Keating nell'Attimo fuggente, il suo film preferito. La sua amicizia con Salvini non è in discussione, il legame viene da lontano. Rimane agli atti la telefonata settembre 2014. Ho bisogno di te. Salvini lo chiama mentre si trova in Bielorussia. Da sindaco di Bondeno aveva stretto un gemellaggio col villaggio di Orsha e ogni estate Alan Fabbri accoglieva in vacanza i bimbi, ospiti di uno dei più grandi orfanotrofi dell'ex Unione Sovietica. Appena 10 giorni dopo faceva ingresso con Salvini nella villa di Arcore per l'accordo politico con Forza Italia, elezioni regionali 2014 in Emilia-Romagna. Accettai, ricorda Alan Fabbri, perché ho il senso del dovere, ma a me sarebbe piaciuto restare dov'ero. E lo disse anche durante un dibattito all'allora Festival dell'Unità. Tra governatore e sindaco di Ferrara scelgo tutta la vita la seconda. Quella sera sul palco con lui c'era Aldo Modonesi, il candidato PD che Fabbri avrebbe sconfitto adesso, 4 anni dopo. Lo rispetto, anche se avrebbe potuto risparmiarsi gli insulti degli ultimi giorni, dice Alan Fabbri al Corriere della Sera. Alla fine la chiamata alle armi dei democratici, che stavano per perdere una città considerata rossa fin dal 1946 contro i barbari, i razzisti e gli ignoranti, la chiamata alle armi si è infranta sul faccione bonario di questo ingegnere quarantenne, orgoglioso di condividere il giorno di nascita con Isaac Newton e soprattutto il cantante dei Rem, Michael Stipe. Abbiamo già scritto del Codino, della sua passione per il rock, della piccola Woodstock che organizza ogni anno sul Po. Sono uno studioso di cultura hippie, dice Fabbri, e di quel periodo della storia americana, la guerra in Vietnam e la società in rivolta. Soltanto il tempo, scrive Marco Imarisio, inviato del Corriere della Sera a Ferrara, dirà se Fabbri è lo specchietto per le allodole denunciato dal centro-sinistra, dietro al quale si nasconde la sagoma di Nicola Lodi, detto Noemo, l'uomo della rivolta contro i migranti di Gorino, il segretario cittadino. Certo siamo di fronte a una via Emilian Ferrarese al salvinismo, declinato con la paciosità di un neosindaco che spesso va a riflettere sulla tomba di Giorgio Bassani al cimitero ebraico. So bene che gli esami non finiranno mai, dice Alan Fabbri al Corriere della Sera, ma non ci saranno rivoluzioni. Non ci saranno rivoluzioni
A differenza di quelli che mi hanno preceduto, che premiavano sempre la loro ristretta cerchia, parlerò con tutte le anime della città, senza pregiudizi. Non è neppur vero che ho fatto campagna contro l'immigrazione, ma per la sicurezza c'è differenza. Voglio unire e non dividere ancora. L'altra notte, racconta ancora Imarisio, non era ancora arrivato in piazza del municipio che era già scoppiata una grana, la bandiera della Lega sopra lo striscione che chiede verità e giustizia per Giulio Regeni. Non avveleniamo i pozzi, dice Alan Fabri, ai miei avversari chiedo di non comportarsi come i tedeschi in ritirata dopo il 25 aprile. Non era certo un gesto a sfregio. La bandiera è stata tolta subito, mentre lo striscione di Regeni resterà dov'è. Provate a fidarvi una volta tanto. Ieri mattina, al termine della prima conferenza stampa da sindaco, è stato avvicinato da un'anziana signora. Era Anna Mazzoli, la sua prof di latino al liceo scientifico, che voleva salutarlo. Sei sempre stato un bravo ragazzo, gli ha detto, vedi di restarlo. E Fabbri, il leghista più garrone che Franti, ha sorriso e si è commosso così. Racconta Marco Imarisio da Ferrara sul Corriere della Sera. Sempre dal Corriere della Sera, andiamo rapidi. Un piano di giudici e PM è uno scoop che riabilita l'ex presidente brasiliano Lula. Intercettazioni di un magistrato ora ministro che aiutava l'accusa. Lula è stato condannato ingiustamente, dietro la vittoria di Bolsonaro c'è la mano dei giudici, una bomba stile Wikileaks è caduta sul Brasile con la divulgazione di anni di dialoghi tra magistrati e giudici del pool anticorruzione. Protagonista è il giornalista americano Glenn Greenwald, che nel 2007 divulgò le carte dell'ex uomo della CIA Snowden, oggi protetto dalla Russia. Greenwald è alla guida del sito The Intercept, autore dello scoop, il quale sostiene la tesi del complotto, cioè che i giudici avrebbero tolto Lula dalla corsa presidenziale dello scorso anno per evitare che tornasse al potere. Quasi tutte le intercettazioni, voce o app di messaggistica Telegram, riguardano il processo che ha condannato Lula per aver avuto in regalo un attico sull'Oceano Atlantico come supertangente. Il primo punto imbarazzante mostra la collaborazione tra PM e giudice, tra il capo del pool di Curitiba Dallagnol e Sergio Moro, il quale ha emesso le condanne per Lula e altre decine di politici e imprenditori, e oggi è ministro della giustizia nel governo Bolsonaro. Dai dialoghi risulta un lavoro congiunto tra pubblica accusa e giudice, contrario ai principi del diritto penale. I due si scambiano opinioni e consigli su come costruire l'atto d'accusa contro Lula. Moro mostra di avere dubbi su una prova capitale, la proprietà dell'appartamento, e sull'utilizzo di un reportage giornalistico. Poi indirizza i PM sulla cronologia dell'operazione. I magistrati di Curitiba si scambiano considerazioni politiche sul loro operato e sugli effetti nefasti delle loro indagini per Lula e il suo partito. Interceptor non ha dubbi, l'imparzialità proclamata dai giudici anticorruzione in Brasile è una menzogna. Viene alla luce lo sforzo affinché a Lula non venga concesso il permesso di rilasciare un'intervista che avrebbe potuto rilanciare le carte del suo candidato, il quale ha poi perso il ballottaggio contro Bolsonaro, per esempio, e le frasi di tripudio dei giudici per il successo delle manifestazioni di piazza che aiutarono a far cadere Dilma Rousseff. Intercept promette altre rivelazioni. Infine, sempre dal Corriere della Sera, anzi no, prima una segnalazione la facciamo anche dal Corriere di Bologna, dove c'è un articolo di Gianluca Rotondi su Ferrara che si risveglia leghista, ora c'è chi penserà a noi, e anche a Forlì si cambia, vince Zattini, candidato civico di centrodestra. Alle regionali Emilia-Romagna Salvini suona la carica, in Emilia la musica è cambiata, dice Salvini. Sui mini bot invece di cui abbiamo parlato prima c'è anche da segnalare un articolo su Milano Finanza. Dopo lo stop di Tria e Conte, pressing della Lega per il pagamento dei debiti della pubblica amministrazione, eventualmente anche con lo strumento dei mini bot già contenuti nel contratto di governo, così sul Corriere della Sera. Intanto c'è da segnalare per le pagine di cronaca, oltre alla questione dei neomelodici siciliani che insultano Falcone e Borsellino, sul Corriere della Sera c'è anche da segnalare, dicevo, una chiacchierata di Stefano Lorenzetto, una pagina intera molto lunga, con Chiara Casarin, direttrice dei musei civici di Bassano del Grappa. Ho svelato il lato B dell'arte, ora scopro quello demenziale. Chiara Casarin posa davanti alla tela che raffigura il lato B di un quadro, dietro i dipinti di Sironi, cioè praticamente il retro, diciamo, dei quadri famosi. Dietro alcuni dipinti ve ne sono altri così belli che non so esporre se il retto o il verso.
ho svelato il lato B dell'arte. Curiosità. Mentre c'è un'altra vicenda di cronaca che invece racconta il Corriere del Veneto, carta di identità negata a figlia di coppia gay. Salvini cambia genitore con madre e padre, a Venezia l'anagrafe non sa come compilare il documento. Un decreto ministeriale ha sostituito la voce genitore dai documenti di identità dei minorenni con padre e madre. In attesa di capire come compilarla, l'anagrafe di Venezia ha sospeso l'emissione della carta di identità alla figlia di una coppia gay. Dice la mamma biologica, è discriminante per la nostra bambina, ma anche per la mia compagna, che non ha intenzione di comparire come padre. Il legale della coppia, l'ufficio anagrafe ha sospeso la procedura di rilascio in attesa di chiarimenti dal Ministero. Ma finora nessuno ha risposto, così il Corriere del Veneto. Mentre c'è sovranismo anche in campo alimentare oggi, sul Corriere della Sera, a ogni popolo i suoi alimenti, così i medici rivalutano le diete tradizionali. La formula classica: 50% carboidrati, 20% proteine, 30% grassi. Una dieta equilibrata dovrebbe essere così, secondo le linee guida promosse da molte istituzioni come il nostro Ministero della Salute e l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Ma al di là delle regole generali, a ogni popolo i suoi alimenti. Sovranismo alimentare, secondo le indicazioni dei medici, le ultime indicazioni. Per curiosità vi cito ancora dal Corriere della Sera: prosegue la gara di lettori a tradurre L'infinito di Leopardi nelle lingue locali. In questo caso la signora Francesca Farina da Bitti, Nuoro, traduce L'infinito in sardo barbaricino, il cuore del cuore della mia Sardegna. Lo so, scrive la signora Farina, la poesia di Leopardi sembra scritta in ostrogoto e per tanti lettori del Corriere sarà poco comprensibile, ma mi permetto di ricordare che il sardo è davvero un'altra lingua. Segue la traduzione in sardo, che non mi azzardo neanche lontanamente a recitare, dell'Infinito di Leopardi. Chiudiamo con il decreto crescita. Entra l'emendamento Salva Roma, il debito della capitale a carico dello Stato, un fondo anche per altri comuni, bonus assunzioni per le imprese che donano alle scuole. Su Cassa Risparmio Genova, garanzie prorogate. La riapertura dei canali di comunicazione tra Di Maio e Salvini sembra avere effetti sul decreto crescita, a riprova del clima diverso, la mediazione sul debito del Comune di Roma per trasferirlo in parte allo Stato. Una soluzione che Salvini aveva escluso. Nelle ultime ore i relatori hanno presentato un nuovo pacchetto di 16 emendamenti con la proposta di trasferire allo Stato parte del debito di Roma e fornire una soluzione anche ai comuni in dissesto e pre-dissesto. A rilevare i contenuti dell'emendamento il vice ministro dell'economia Castelli, che spiega: attingendo ai risparmi derivanti dalla rimodulazione del debito di Roma Capitale, abbiamo istituito un fondo finalizzato al concorso al pagamento del debito dei comuni capoluogo di città metropolitana. Così racconta il Corriere della Sera, che lasciamo per tornare adesso brevemente alla cronaca locale, al territorio, oltre a Milano. E per le elezioni nell'Internal milanese c'è da segnalare anche la questione del DASPO, dell'espulsione sostanzialmente per chi occupa case, e la proposta che rilancia la Lega con il capogruppo leghista in comune Alessandro Morelli, cavalcando l'apertura di sala sul DASPO. Non solo rom, ma anche abusivi. Dopo l'apertura del sindaco di Milano, scrive Il Giorno, sulla possibilità di usare il DASPO per i nomadi che continuano a occupare alcune zone della città, la Lega chiede che sia fatto lo stesso anche per i nuovi occupanti abusivi di alloggi popolari e per chi occupa beni e immobili di proprietà pubblica. Intanto il Carroccio trainerà Cormano, il civico magistro diventa sindaco, la Lega fa il pieno di voti e di seggi. A Novate invece è riconfermato il Partito Democratico, a Paderno torna invece il PD sconfiggendo centrodestra e Lega. Il sindaco Casati già al lavoro. A Lainate invece squadra fatta, eletto al primo turno scorso il sindaco Andrea Tagliaferro, lista civica, ha presentato la giunta. Mentre il sindaco di Rozzano, questa è una grossa novità, feudo rosso di centrosinistra, Gianni Ferretti, per primo passo promette di risanare le casse, gli interventi urgenti per quella che era appunto una
un feudo del centro-sinistra. Siamo alle cronache locali. Prima della pausa e del Qui Parlamento vi segnalo però dal giornale di Brescia un'altra questione che non ha a che fare col voto. Nel bresciano l'incubo di altre discariche per milioni di tonnellate, 7 milioni di metri cubi di rifiuti, sono tanti gli scarti che sulla scia dei progetti presentati rischiano di finire sottoterra nel bresciano, sepolti in nuove discariche che nessuno vuole, un numero che acquista ancor più peso se contestualizzato dai numeri attuali, sulla base dei quali si contano ben 147 siti di smaltimento attivi tra la città di Brescia e la provincia, scrive il giornale di Brescia in prima pagina. Adesso ci fermiamo un attimo per il Qui Parlamento, anzi andiamo alla rubrica quotidiana. Wow, che bella casa! Finalmente mi hai invitato! Chi ha parlato? Sono la Digital Radio, quella del sistema DAB+. E che ci fai qui? Non abiti nella mia auto. Ma io sono ovunque, anche in casa. Basta avere l'apparecchio giusto, con tanti contenuti extra e con il suono perfetto. Vivi anche in casa tutta la magia della Digital Radio. E ricorda, dal 2019 il sistema DAB+ è in tutte le auto nuove. Dibidi dobidi dab. Anche Radio Padania è in Digital Radio. Messaggio per tutti gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti. Hai un'attività? Dei prodotti da promuovere? Prova la pubblicità sulla nostra radio. Radio Padania ha preparato per te una grande promozione per aiutarti a sostenere la tua attività a tariffe davvero straordinarie. Informati, vedrai che si può fare. Mandaci una mail all'indirizzo spot@radiopadania.net. Con Radio Padania si può fare. Grazie da tutta la squadra. Grazie Italia. Useremo bene la vostra fiducia. Primo partito in Italia, si cambia in Europa. Grazie da tutta la squadra. Qui Parlamento. In collaborazione con il gruppo della Lega alla Camera, come tutti i giorni durante la rassegna stampa, questa rubrica. Oggi dovrebbe essere in collegamento con noi, anzi è in collegamento con noi, Giorgia Latini, deputata marchigiana della Lega e vicepresidente della Commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera. Buongiorno e grazie, onorevole Latini. Buongiorno a tutti, buongiorno. Allora, abbiamo citato appunto all'interno della rassegna stampa che vede come sua collocazione anche questa rubrica del Qui Parlamento, abbiamo citato le due interviste oggi in prima pagina sulla Verità e su Libero a Matteo Salvini, che sulla Verità parla innanzitutto del risultato delle amministrative. Risultato delle amministrative che vedo è stato particolarmente interessante anche per lei, ad Ascoli, no? Sì, in particolare. Per fortuna è andata benissimo. Ecco, con la vittoria di Marco Fioravanti. Ce ne vuole parlare allora? Un commento? Allora, è stata una campagna elettorale veramente impegnativa perché comunque purtroppo noi stavamo al ballottaggio con un altro candidato che si afferiva comunque a Forza Italia, la parte che fa capo a Tajani, perché c'era stata un'intesa a livello nazionale tra i vertici appunto dei tre partiti della coalizione centrodestra, però come si sa a volte per interessi personali non vengono accettate queste scelte e quindi c'è stato questo distacco da parte di Forza Italia. Quindi è stata veramente impegnativa, però anche perché il competitor Celani, che insomma faceva riferimento a Forza Italia, era un candidato molto conosciuto perché aveva già fatto il sindaco da 10 anni, adesso era in regione, e la cosa che invece ci ha fatto piacere è che comunque i cittadini hanno capito l'importanza del cambiamento, del rinnovamento, dando la fiducia invece a un ragazzo giovane appoggiato dai partiti di Lega e Fratelli d'Italia, ma anche altre civiche, quindi comunque era una coalizione anche qua fatta anche da civismo, perché avevamo altre ben 8, mi sembra, 7 liste civiche insomma in sostegno. Quindi ecco, è stata veramente una grande soddisfazione, anche perché poi nel ballottaggio abbiamo avuto un grande risultato con un ben 20 punti di distacco, quindi il segnale degli ascolani è stato chiaro e ha premiato il rinnovamento, ma soprattutto anche la voglia
anche di Lega, perché comunque è anche un segnale. La Lega, pensate che non si era mai presentata ad Ascoli Piceno, e quindi anche l'arrivo di Salvini per ben 2 volte ad Ascoli sicuramente ha giocato in modo positivo per vincere questa battaglia importante. Quindi adesso ci aspetta un grande lavoro per non deludere i cittadini. Ecco, Latini, una conferma ulteriore anche del radicamento in atto da tempo della Lega in Italia centrale, oltre ad altre zone delle quali abbiamo parlato anche in altri casi, no? Sì, infatti la Lega ha fatto un bel risultato a livello di elezioni europee, insomma siamo stati il primo partito, anche noi nelle Marche abbiamo avuto il 36%, quindi anche noi ad Ascoli abbiamo fatto un bellissimo risultato, quindi significa che anche il centro Italia è pronto per cambiare, e a noi ci aspetta una grande sfida, anche quella di cambiare la regione il prossimo anno, e quindi penso che anche partendo da Ascoli è un preludio di voglia di cambiare, quindi comunque già ci siamo rimessi al lavoro per le elezioni regionali che ci aspettano, perché ovviamente bisogna iniziare a lavorarci dopo il grande disastro che comunque ha fatto l'attuale presidente, insomma, del PD. Allora, quindi la voglia di cambiare c'è. Latini, dal voto locale alle europee viene fuori un messaggio, lei diceva prima appunto la voglia di cambiare, no? Quindi i voti sono corposi, i cittadini si attendono molte cose, poi bisogna farle. Qui torniamo a Roma, no? E all'intervista che dicevo prima a Matteo Salvini, sono 2 interviste sul Libero e La Verità, nelle quali proprio mi pare che il concetto base sia quello lì: dobbiamo rilanciare l'economia, il lavoro, tagliare le tasse, fare, perché adesso questi voti vanno tradotti in opere, perché come arrivano, se tu non fai, li perdi, no? Ma giusto così, infatti, perché comunque se ci danno fiducia è perché hanno già visto comunque che in quest'anno di governo comunque siamo passati dalle parole ai fatti su tante tematiche, e adesso però ovviamente c'è bisogno della svolta economica. Quindi la nostra ricetta è stata sempre quella di abbassare le tasse con la flat tax, che abbiamo iniziato comunque ad attuare nella passata legge di bilancio, applicandolo comunque alle partite IVA con un massimo dei 65.000 euro, e adesso comunque noi vogliamo ampliarla come promesso. E mi sembra comunque che anche questa notte passata, insomma, c'è stata questa intesa anche tra Di Maio e Salvini, che comunque si va in un'unica direzione. Ovviamente abbiamo sempre il monito dell'Europa, però comunque anche l'Europa dovrà rendersi conto che l'area un po' è cambiata anche dal grande risultato che comunque abbiamo fatto, quindi secondo me possiamo veramente ottenere grandi risultati. Ovviamente non sarà semplice, ma con l'impegno e la determinazione del nostro leader abbiamo visto che niente è impossibile, come quando insomma si parlava dell'impossibilità di ridurre l'immigrazione, tutti dicevano che era impossibile, invece comunque siamo riusciti in questo intento, e adesso il nostro obiettivo, siamo focalizzati esclusivamente sul rilancio economico, quindi va bene sì, il salario minimo, però prima di pensare al salario minimo dobbiamo pensare ad abbassare le tasse, perché se le imprese non respirano e comunque non iniziano a crescere, è ovvio che poi dopo il salario minimo anche è difficile da attuare, quindi sicuramente vogliamo fare il meglio sempre di più, e quindi vediamo adesso come saranno le prossime mosse anche dall'Europa, e anche comunque come andrà adesso in questi prossimi giorni lì al Ministero dell'Economia. Ecco, Latini, è bene che pure loro seguano questa linea. Al Ministero dell'Economia si intende Tria, naturalmente, perché in qualche modo il Presidente del Consiglio Conte, nel suo messaggio che aveva lanciato da Palazzo Chigi qualche giorno fa, aveva detto in sostanza: il capitolo economico lo gestiamo io e il Ministro Tria, non rompeteci le scatole, volgarizzando in estremo il discorso. Mi sa che non andrà così. Ma io penso che comunque se ci sono 2 vice premier che vanno nella stessa direzione,
che comunque sono anche i rappresentanti degli parlamentari comunque che sono a Roma, è ovvio che comunque bisognerà seguire la linea politica perché comunque sono loro che rappresentano il consenso degli italiani e soprattutto Matteo Salvini, di cui questo consenso è stato confermato adesso insomma con le europee, questo grande consenso. Quindi è ovvio che bisogna stare attenti, far quadrare i conti, però non far quadrare i conti come i governi precedenti che hanno applicato misure di austerità che abbiamo visto che non ci hanno portato da nessuna parte, perché anche con le misure di austerità del passato il debito pubblico è aumentato. Quindi noi vogliamo invertire questo senso di marcia guardando invece i paesi che hanno fatto delle scelte coraggiose che poi comunque hanno premiato, come per esempio in America con Trump l'abbassamento delle tasse e poi dopo ha fatto scaturire un innalzamento del PIL, e quindi noi vogliamo seguire queste ricette virtuose che fanno poi dopo del bene ai cittadini e fanno rinascere la nostra società. Questo è quello che vogliamo. Latini, questo è quello che abbiamo promesso. Ancora due questioni. La prima, chiaramente complottista, è un'ipotesi, la mia è una domanda che le faccio in chiave squisitamente complottista, diciamo così. Sì, Non è un'ipotesi magari assolutamente balzana, ma non è che questi continui distinguo del Premier Conte e il suo stesso discorso che citavo di qualche giorno fa, molti hanno sottolineato il suo asse con il Quirinale, con Mattarella, eccetera, lo dice lui stesso nell'intervista, mi considerano una longa manus del Quirinale. Ecco, non è che questo possa essere, come dire, la variabile impazzita, Conte, cioè a un certo punto si dimette lui e crolla la baracca, su impulso magari dei famosi poteri forti, al di là dell'accordo tra i due vice premier, tra Lega e 5 Stelle. Punto di domanda, è la prima questione. La seconda invece, noto che Matteo Salvini in entrambe le interviste di stamani a Libero e alla Verità torna su un punto che già aveva messo in luce, cioè la necessità di una riforma della giustizia condivisa con avvocati e con magistrati e al di fuori, diciamo, dei condizionamenti con cui volevano farle centrodestra e centrosinistra nel passato, infatti non si è mai fatto quasi nulla. Lei che è avvocato, che ne pensa? Allora, passiamo dal primo punto. A parte adesso sono in galleria, speriamo che regga la linea. Allora, il primo punto, io credo nel buon senso insomma del Presidente Conte, che ha sempre manifestato, se adesso c'è questa inversione di marcia, la Costituzione in tra virgolette potere forti, ovviamente allora sì, possessi. Ecco, purtroppo credo che la galleria abbia avuto il sopravvento sulla comunicazione, perché io non la sento più, la nostra ospite Giorgia Latini. Lei ci sente? Temo di no. Avverto la regia se per caso possiamo recuperare il collegamento velocemente, perché la galleria, non so quanto lunga e quale galleria, ha avuto il sopravvento sulla nostra comunicazione con Giorgia Latini, che cerchiamo adesso di ripristinare, giusto per tirare le fila della nostra breve conversazione all'interno del cui Parlamento. Intanto diamo uno sguardo anche all'agenzia ANSA, in questo momento continua ad aprirsi con la politica, il governo va avanti e tregua tra Salvini e Di Maio, ma poi l'altra notizia è un barcone affondato davanti all'isola di Lesbo, 6 morti. Dovremmo essere di nuovo con Giorgia Latini per tirare appunto le fila della nostra conversazione sui due punti. Il Di Maio variabile impazzita, chiedo scusa, un lapsus freudiano anche questo, Conte variabile impazzita e la riforma della giustizia. Ecco, dicevo, Prego, Conte, speriamo che comunque si dimostri un soggetto di buon senso, comunque come sempre ha fatto. Se adesso c'è questo cambiamento di sentenze, di orientamento, è ovvio che comunque noi non possiamo sottostare a questa linea, quindi io spero che comunque ritorni coerente come prima, perché lui era il primo insomma che voleva tutelare gli italiani in Europa, quindi questo insomma ecco ce lo auguriamo tutti, se no ovviamente dobbiamo prendere i provvedimenti. Il secondo punto, che poi adesso vado veloce perché arriva un'altra galleria, sulla giustizia invece questo è un altro cavallo di battaglia della Lega, perché comunque noi vogliamo abbreviare i processi, ma anche per agevolare l'economia del nostro paese, perché ovviamente tanti imprenditori comunque stranieri non vengono in Italia anche perché spaventati dalla lentezza della nostra giustizia civile e penale.
perché in un paese normale, insomma, i tempi devono essere ristretti e devono permettere, no, il normale andamento della vita quotidiana. Invece qua a volte i processi ci bloccano comunque i cittadini per anni e questo non va bene, comunque ne vale la dignità umana, quindi sicuramente questa è una linea che noi sposiamo con forza. Anche abbiamo anche la Buongiorno, anche se è ministro, insomma, della pubblica amministrazione, sicuramente è una persona che potrà darci un grande supporto. Bene, allora io ringrazio Ok. Giorgia Latini che è stata in collegamento con noi. Grazie e buona giornata, buon lavoro a Giorgia Grazie Latini. a voi, buona giornata a tutti, grazie. Qui Parlamento. Allora, torniamo adesso per l'ultima parte della rassegna stampa, come tutte le mattine in collegamento con Maurizio Bolognetti che dovrebbe essere già in collegamento telefonico con noi. Buongiorno Maurizio innanzitutto. Dalle 7:30 che sono in collegamento telefonico. E stai ascoltando, Collegamento streaming sono. hai ascoltato la rassegna stampa, allora che te ne pare delle notizie di oggi? Tutta intera. Che ne dici Sono della giornata? interessato all'aspetto riforma della giustizia con me. Ecco, allora a questo proposito, e intanto ricordo che Maurizio Bolognetti è al 97° giorno di azione non violenta dal 27 febbraio con una piccola pausa per Radio Radicale, per l'articolo 21 della nostra Costituzione in tema di libertà di espressione e per il diritto alla conoscenza, alla verità, giustizia e libertà, una battaglia fisica oltre che politica e viceversa, che stai conducendo. Maurizio, come stai innanzitutto stamani? Visto che qua stiamo parlando di 97 giorni, a me mi sembra una roba incredibile, cioè sono numeri che mi mettono paura. 97 meno pausa ospedaliera di 8 giorni, ma insomma vabbè. Guarda, il punto è questo: da praticamente 3 giorni gli ultimi 3 giorni li ho trascorsi in stile gandhiano, mettiamola così, praticamente immobile. Il mio luogo d'azione è stato il divano e quindi diciamo che sto un pochino meglio. Nel pomeriggio prenderò delle decisioni, è probabile che decida di sospendere per qualche giorno per riprendere un po' fiato, augurandomi ovviamente che non sia necessario riprendere, perché credo davvero di essere arrivato in termini proprio di energie, di non averne proprio più, e quindi credo che occorra sospendere per almeno qualche ora per riprendere un po' di fiato. Siamo in attesa della riformulazione di un emendamento al DL Crescita. Credo che il relatore in commissione di questo decreto sia, correggimi se sbaglio, Centemero? Sì, Esatto? Giulio Centemero. Giulio Centemero. Beh, io spero, mi auguro sinceramente che la giornata odierna possa portarci novità positive nei termini che abbiamo avuto modo di sottolineare in più occasioni attraverso i microfoni di questa emittente. Per il resto, riforma della giustizia, io ne avrei un paio almeno da suggerire immediatamente. Abolizione degli incarichi extragiudiziari ai magistrati, per esempio, era un nostro quesito referendario. Oppure, per esempio, cambiare il sistema elettorale del CSM, anche quello era un quesito referendario. Poi ci sarebbe un cavallo di battaglia storico, ma non contro i magistrati, semplicemente perché riteniamo che siano riforme urgenti e indispensabili. Ecco, anche la separazione delle carriere non sarebbe una cattiva idea, secondo me. Tra l'altro una separazione delle carriere sulla quale un magistrato che viene nominato spesso si ebbe modo di esprimersi favorevolmente, che è Giovanni Falcone, ma lo sanno in pochi, a dire la verità. Ecco, vediamo se ti ricordi qualcosa, con un audio che voglio far sentire a chi ci ascolta, tra l'altro. Sentiamo un po'. Già immagino. Conversazione telefonica fra Vincenzo Barbieri e Achille Toro, 19 maggio 2006. Vincenzo Barbieri: sì, Achille. Risponde Achille Toro. Allora, restando un attimo al discorso che stavamo facendo, tu non so se sapevi che l'anno scorso, nella veste ufficiale di presidente, e poi con Di Canio e con Brutti, avevamo avuto una cena e però un'indicazione di un organigramma che avrebbe riguardato per una delle caselle più importanti
qualcuno di noi. Io avevo escluso gli interessi per la giustizia. L'ipotesi era comunque di Ettore Ferrara. Sì, sì. Come capo dipartimento. Si parlava all'epoca così, cosa che è rimasta fino a quando, insomma, sembrava che dovesse andare a qualcuno dei loro. Già avevano fatto un organigramma completo, con Nello Rossi, con un sacco di gente che aveva... Oh, invece con Mastella gli è saltato tutto, e con Amato pure gli sarebbe saltato, ma in modo un po' diverso, insomma. Oh, a questo punto io stamattina mi sono congratulato con Loris D'Ambrosio per la nomina che lui ha avuto di capo di quell'ufficio. Sì, Achille, a te la posso dire, siccome mi ha chiamato lui per ragioni sue, allora mi ha detto riservatamente. Io stamattina l'ho chiamato a lui e l'ho detto al capo mio, che già veramente gli avevo detto 15 giorni fa. A me Oliviero l'anno scorso mi chiese prima mi chiese un impegno e io dissi no, ma guarda, tra l'altro stavo in un momento in cui le cose ero super impegnate e compagnia, e poi mi precisò, guarda che però devo andare a fare il ministro e quindi ero interessato ad averti come capo di gabinetto, dissi Oliviero, che poi è l'unico politico che io ho invitato sinceramente e dissi, con te è un'altra cosa, insomma, il rapporto è diverso, poi ci conosciamo con le mogli, eccetera, quindi per te vengo senz'altro, non c'è nessun problema. Quando poi ebbi la mia storia a gennaio, da fuori mi chiamò, mi disse, Aki, guarda che non è cambiato niente dei nostri rapporti e di quello che ci siamo detti nel tuo salotto. Dico, va bene, ti ringrazio, poi vedremo, eccetera. Nel frattempo io ho avuto un altro tentativo di accoltellate, 2 tentativi di accoltellate pesanti alla schiena. Uno tramite uno della finanza, che mi sono salvato per fortuna, non so come, sempre l'aiuto di papà mio da sopra, insomma, non ho dubbi. Poi l'ho saputo dopo quando l'hanno chiusa, ma insomma, e poi un'altra, perché poi partono sempre dai nostri amichetti. A uno di questi un mese fa glielo dissi con chiarezza, proprio a Stefano Pesci, dico, guarda, ora lasciamo perdere tutte le storie. Quando uscì un po' di storia sull'assegnazione che aveva della Mussolini, ti ricordi quest'altra questione che misero in mezzo Ciardi per il fratello? Mandai a fare in culo Saviotti, dico, guarda, io non lo so di che cazzo stai parlando, non mi ricordo neanche perché me l'hanno assegnato, comunque fai quello che ti pare. Lui aveva parlato Allora, poi la riascolteremo tutta, no? Ma a parte questa interessantissima conversazione del 2006 tra 2 magistrati. Tra l'altro, il capitolo 48 del libro di Edoardo Montolli, Il caso Genchi, che forse qualcuno può recuperare, edito all'epoca da Liberty Editore, mi pare che non ci sia nemmeno più l'editore, ma comunque il libro forse è recuperabile in altro modo. Comunque il libro Il caso Genchi ha portato al nostro amico Edoardo Montolli, che molti conoscono anche per le sue ottime approfondimenti sulla strage di Erba, di cui parlavi anche l'altro giorno, Maurizio. Beh, insomma, lui ha avuto delle grane giudiziarie e anche delle condanne non da poco per avere riportato nel suo libro queste intercettazioni e altre, per avere documentato sostanzialmente. E non è ancora finita la vicenda giudiziaria del collega e amico Edoardo Montolli. Allora, non possiamo che esprimere tutta la nostra solidarietà. Tu ricorderai che nel 2007 abbiamo pubblicato, anzi ebbi a scrivere, poi fu pubblicato al Corriere della Sera un articolo intitolato La Pax Massadiana, in cui descrivevamo la lottizzazione del Ministero di Grazia e Giustizia da parte di tutte le correnti dell'ANM. Direi che quello che sta emergendo in queste ore non è nulla di nuovo per quanto ci riguarda, e dovrebbe però, dovremmo occuparcene tutti e tutti dovremmo preoccuparcene, perché insomma lo spaccato che ne emerge, ma al di là di qualsiasi rilievo penale a me non interessa poco questo aspetto, devo confessarti, però ecco, appunto, non credo che faccia bene alla giustizia quello che sta emergendo, e c'è da essere non poco inquieti. Ci ho detto, però mi consenti di tornare su un tema rapidamente, perché il tempo è tiranno, immagino, e sta per concludersi. Io volevo citarti, perché voglio tornare a bomba su questa storia della crisi. 2 cose dell'austerità. Una è di quell'economista che abbiamo citato l'altro giorno con te,
e io lo pronuncio malissimo, Keynes, l'austerità va praticata nelle fasi di espansione, non in quelle di crisi. Beh, forse possiamo partire da qui per meditare. E l'altro lo cito ancora. Scusami Maurizio, però adesso io sono un semplificatore estremo e anche un po' grossolano, però questa frase è di una chiarezza cristallina. No? Se tu sei in difficoltà economiche, in ristrettezze e via dicendo, non puoi importi ulteriori sacrifici. Sbaglio? Perché sennò altrimenti qualsiasi ricetta tu adotti in quella direzione ti fa stare peggio. Questo mi sembra ovvio. Se consenti, però appunto ci aiuta e invito gli ascoltatori di Radio Padania ad acquistare questo libro e a leggerlo perché è molto molto interessante. È un economista premio Nobel e lui è un po' keynesiano, vabbè, ma non fa niente. E questo economista premio Nobel, che si chiama Krugman, scrive: il Fondo Monetario Internazionale riconosceva che a partire dal 2010 diverse economie europee avevano fatto molto peggio delle previsioni e che quegli errori di previsione erano sistematicamente legati ai programmi di austerità. In pratica, i paesi che avevano imposto i maggiori tagli di spesa e o i maggiori incrementi di tassazione erano anche quelli più al di sotto delle previsioni. Ci ho detto, fuori da questa crisi adesso, è il titolo del libro che ho citato di questo economista premio Nobel keynesiano, lui si chiama Paul Krugman, non è di quelli che vanno per la maggiore, però un premio Nobel pure gliel'avranno dato, non so quanto conti, però potrebbe essere una buona base di riflessione, come dicevi tu prima, anche per discutere di certe cose che sembrano, sulle quali sembra che proprio non si possa, siano indiscutibili, verità rivelate. Base di riflessione su questo però non sarebbe male. Anche perché le ricette che ci hanno offerto, tu citavi ieri il caso della Grecia, ma anche le nostre vicende nazionali, ho l'impressione che non ne abbiamo tratto un grandissimo beneficio, mettiamola così. No, tra l'altro, senza uscire dalla solita impasse, no? Tra l'altro ieri sera io ero proprio all'inaugurazione della prima serata della Milanesiana, una serie di incontri di carattere culturale, artistico, eccetera, che vanno avanti per un mese a Milano. La prolusione è stata affidata proprio a un discorso di Mario Monti, no? Ecco. Allora, Mario Monti ieri sera proprio tornava a ribadire esattamente le stesse ricette, cioè più tasse. Io rivendicavo il fatto di aver messo più tasse sugli immobili, di aver introdotto criteri di progressività maggiore nelle tasse, insomma dice più tasse sostanzialmente perché bisogna certamente redistribuire il reddito, ma io non ho capito sinceramente. Ma i dati, non c'era... ricordi i dati del governo Monti? Sì, appunto. Non mi pare che la sua ricetta avesse poi sortito degli effetti miracolosi e anche il famoso spread sotto Mario Monti non è che fosse proprio stato ridotto a zero, no? Il debito pubblico è cresciuto, lo sviluppo economico ovviamente non c'è stato. Quello che è stato calcolato non l'ho calcolato io, ma le associazioni di settore, a partire dall'ANCE, l'associazione dei costruttori e dei piccoli proprietari di casa, è che le case si sono molto deprezzate mediamente. Si è perso valore, no? Che era il rifugio, il bene rifugio tradizionale delle famiglie italiane, la casa per chi ce l'ha. E non sono pochi in Italia. E comunque diciamo c'è stato un bel 1.000 miliardi in meno di valore delle case in Italia. Non mi pare un grandissimo risultato. Eppure, insomma, solo a nominarlo c'è gente che si inginocchia e lo venera come se fosse un totem, no? Non lo so. C'è qualcosa che non va. Io forse l'Eurozona farebbe bene a farsi certe domande in paesi dell'Eurozona. Ho l'impressione che non stiamo andando nella direzione giusta, ma credo allora, che sia giusto pure. Maurizio, noi dobbiamo salutarci qua. Io ti auguro buona giornata comunque. Buona giornata a te, Giulio, e ai tuoi ascoltatori, e questa volta ti frego perché lo dico io. Viva Radio Padania, viva Radio Radicale, viva l'articolo 21 della Costituzione. T'abbraccio. Un abbraccio a Maurizio Bolognetti, ci sentiamo domani. Intanto noi tra poco ci risentiamo con Sulla Notizia. Ciao Ruspa, come butta? Guarda che sei in onda. Donare il 2 per 1000 alla Lega è importante per i progetti di Matteo Salvini? Sì, la gente lo sa. Sa pure che D43 è il codice da scrivere sulla dichiarazione dei redditi. Sì, D43, lo sa.
E che se lo dici al suo commercialista fa tutto lui. No, Ruspa, questa non possiamo dirla in radio. D43 è una sigla importante. Serve a dare più forza ai progetti che Matteo Salvini vuole realizzare. Quest'anno il 2 per 1000 donalo alla Lega di Matteo Salvini. Dillo al tuo commercialista. Donare il 2 per 1000 alla Lega è un'ottima azione. www.2per1000lega.it. Per la tua pubblicità